Amici bellini? Sì. Facciamoci due chiacchiere. Non è improvvisata, ma insomma una sorta di fuori programma che però era in programma, che però insomma ci capiamo, guardiamoci nell'anima e capiamoci. Dovrebbe funzionare tutto. Spero che insomma, perché ovviamente chiedo troppo al mio computer, chiedo troppo alle mie possibilità. Eppure una giornata uggiosa, diceva una canzone di Battisti, e quindi non è facile fare tutte le cose che vorrei, però voi siete bellini, voi siete partiti con i like preventivi e io lo apprezzo, e quindi salutiamo anche gli amici. Lo vedete qua gli amici di Fan Rating TV. Trovate tutti i contatti di Fan Rating in descrizione, e poi ci sono delle novità, quindi io vi anticipo che più amici bellini devono passare su Fan Rating e devono iscriversi all'app, fare le proprie pagelle, ci dobbiamo divertire, ci saranno delle novità in arrivo anche con la collaborazione di Fan Rating. Per ora siamo sempre live in doppia, in una live condivisa, un pochino sul Caffè Napoli, un po' su Fan Rating. Gli amici che non si può dire, però alla fine si può dire perché non stiamo facendo niente di male, e andiamo un pochino a salutarvici in una giornata dove insomma tiene banco l'intervista di Mertens, bellissima. Ci sono altre notiziole, c'è il pericolo rinvio molto tangibile per quanto riguarda Napoli-Salernitana, perché sono saliti ancora i positivi, siamo a 9 e quindi quello è proprio il numero che rientra in questa percentuale che insomma permette il rinvio senza poi pagliacciate, la pagliacciata che il rinvio poi ti devono dare la perdita della partita, la sconfitta a tavolino, poi ti devono togliere un punto, poi ci sono i ricorsi, poi sarà veramente un macello così. Però dobbiamo aspettare, non possiamo darla ancora come notizia sicura, perché nel frattempo qualcuno potrebbe negativizzarsi, oppure la Salernitana potrebbe fare degli acquisti last minute, e quindi vediamo che cosa ci dice la giornata, la serata, quando se non sbaglio sta giocando in questo momento la Roma. Quindi mi fate sapere un pochino di cose e parliamo di quello che volete in amicizia e in tranquillità. Saluto Micco, Salvatore, Gennaro, Roberto, Francesco, Delux, Stellina, Mario delle Vedove, Mattatore, Francesco, Vincenzo, Christian, Davide, Internos, I am Mario Rui, il like preventivo di V-Mobile, Mobile Tube, Polli benissimo, Deluxe, eccetera eccetera, Luca Leardi, Losco, Daniele, eccetera eccetera eccetera. Benissimo. Allora ragazzi, mi dite voi di cosa, se avete delle cose. Aumentano, vedi, scorrono tutti, benissimo. Buonasera Giorgio, buonasera Luigi, buonasera Pasquale, Simone. L'intervista, sì, che poi veramente ragazzi è stata un'improvvisata. Voi se non avete ancora visto e siete capitati qui per caso, oppure se la state vedendo dopo, è sul canale. Ho avuto l'opportunità, io quando mi sono svegliato stamattina, ovviamente la prima cosa, guardo il cellulare, controllo gli amici del gruppo degli abbonati, arrivano sempre le notizie in anteprima nel gruppo degli abbonati che non dorme mai, giustamente, e quindi cominciano ad arrivarmi screenshot di questa intervista a Mertens, eccetera eccetera. Ma dove l'hanno fatta? Al Corriere dello Sport. Benissimo, ho detto io subito devo contattare Antonio Giordano, ma subito proprio. Lui gentilissimo, mi ha dato la sua disponibilità, io il tempo della doccia, insomma lo vedete nel video che sono impreparato, emozionato e ancora mezzo dormendo.
poi il computer ha fatto quello che deve fare, ma risulta come un'intervista telefonica, diciamo, radiofonica, che resta agli atti, dove Antonio ci comunica ancora di più, ancora più nel profondo, quello che è la sensazione che ti dà intervistare Mertens. E io vi prometto che un giorno, non so quando, non so come, io questo sfizio me lo devo togliere, ve lo devo togliere, ve lo prometto, è una promessa solenne. Non vi posso promettere che Bezos si compra il Napoli, ma che prima o poi Mertens apparirà su questo canale, ve lo prometto, me lo posso tatuare, ecco, me lo posso tatuare, perché ho detto questa cosa a margine del discorso di Bezos e di tutti quelli che dicono sono sicuro. Ok, fatti il tatuaggio, se tu sei sicuro fatti un bel tatuaggio, perché poi la cambia la storia proprio del mondo calcistico, ti fai un bel tatuaggio e allora là io sono più convinto che tu sei sicuro. Io che invece sono col dubbio aspetto e vediamo poi dopo, a distanza di 4-5 anni, chi ha ragione, semplice, ti sei fatti il tatuaggio, allora io non metto più mano. Buonasera Chieron, buonasera Luca Leardi, l'ho letto, non mi far fare cose che non dovrei fare. Buonasera Francesco, buon martedì a Daniello, un abbraccio a altri Francesco, quanti Francesco, benissimo. Daniele, lo so, tu sei sempre molto carino, veramente la fede calcistica per qualcuno di noi della community veramente va al di là, perché poi ci sono abbonati che sono iscritti, cioè che sono tifosissimi della Lazio, un abbonato tifoso dell'Inter, c'era l'abbonato del Verona, cioè veramente va al di là, e tu sei uno di quelli che al di là della fede calcistica è sempre presente. Buonasera Andy, buonasera Otto, buonasera Deluxe, ciao Angelo, grazie mille Salvatore. Angioletto, come stai ragazzi? Le canzoni di un minuto, se voi non seguite le canzoni di un minuto e lo trovate, questo è proprio il canale delle canzoni di un minuto, dove io ho la fortuna e il piacere di partecipare a qualche canzone. Si muore perché Angioletto è un genio, è ironia, è sarcasmo, è brillante. Allora, buonasera Roberto, Francidea, anche lei, buonasera amica mia. Io insisto, Franci, siamo io e te che ce la giochiamo per quel posto che balla e non sarà facile. Un abbraccio anche a Falco 75, Buena Vista, Eterna, Biagio, Stream Element che sta funzionando e risponde ai vostri bot. Tancredi, sì, pareri sulle dichiarazioni di Mertens, io sono follemente innamorato, non dovreste nemmeno chiedermelo più, perché rischio poi di andare nella narrativa mielense. È un leader assoluto, è uno che sposta punti, Mertens, con il suo modo di fare, con il suo saper gestire lo spogliatoio, la squadra. Io vi dico una cosa, ieri poi sono uscite immagini, sono uscite anche sui blog, Tuanzebe in giro con Mertens a pranzo, e io qualche fonte ce l'ho, io ovviamente devo proteggere le mie fonti, però qualche fonte ce l'ho e qualcuno lo sa in privato, io l'ho detto, che insomma avevano poi anche una cena, c'era qualche giocatore del Napoli in zona Chiaia e quando arriva Tuanzebe, chi se lo porta appresso? Se lo porta Mertens, anche perché, diciamo anche quello che è, non essendoci Koulibaly impegnato in Coppa d'Africa, chi è l'altro che può prendersi questa responsabilità? Chi è che sa parlare un 5-6 lingue e può aiutare un nuovo arrivato ad inserirsi nell'ambiente? Perché Napoli non è facile, non è una città facile, lo sappiamo, abbiamo 1000 esempi di giocatori che insomma hanno cominciato un po' col timore e poi si sono inseriti bene, altri che non sono riusciti a inserirsi fino alla fine. L'esempio che vi faccio è proprio tangibile. Allora, Axel, arriva Mertens, no? E glielo dice in francese, in inglese, come vuole lui. Axel, devi capire una cosa, siamo a Napoli, hai visto lo stadio, non c'è molta gente, ma in città non si fa altro che parlare di te.
si parlerà di te, perché si parla del Napoli 24 ore su 24. Quando ti capita di andare in un locale, fai così, non fare così. Se ti approcciano, fatti una foto veloce, magari video no, perché la società non è il caso. Ti dà quei consigli spiccioli che ti servono, e allora vedi che l'inserimento è più facile. Poi dipende dalla personalità di ognuno. E questo sto parlando solo del fuori dal campo, solo fuori dal campo, che sono importantissime, ed ecco perché fare un rinnovo non significa solo rinnovare un attaccante che è il top scorer del Napoli e che continuerà a segnare quella decina di gol all'anno, poi dipende da quanto gioca, come gioca. Significa molto di più, proprio all'interno della società. Quindi secondo me De Laurentiis deve fare un discorso lungimirante e capire che c'hai in casa un dirigente già veramente straordinario. Buonasera Vincenzo, Fabio, Gilda, Angelo, Captain, c'è anche Baby Fox, che meraviglia, Stefano, M Stella, Neapolis 1926, un salutone a tutti gli amici bellini, buon Bellini, Mauro, la nottata, la famosa nottavo, mamma mia, sono indietrissimo con i messaggi, i like li stanno mettendo, spero di sì, Valentino, Carmine, Giuseppe, Diego Costa al volo per giocare contro il Napoli. Questo, Vincenzo, è uno spunto. Io ho visto la conferenza di Sabatini, che è un top dirigente, è molto serio, molto convinto dei suoi mezzi, e se accettato sa di poter fare la differenza, e sicuramente qualcosa lo faranno per tentare il miracolone della salvezza salernitana. Quindi anche l'idea del rinvio non è che ci viene poi proprio comodissima, perché sarebbe meglio non farli organizzare con i nuovi acquisti, però è questione di mazzo, magari vai più avanti, recuperi qualcuno anche tu del Napoli, perché in questo momento mi dicono che l'Algeria è uscita dalla Coppa d'Africa, quindi un ass potrebbe tornare a breve. Ovviamente speriamo insomma di avere tutti gli effettivi. Gesù like, capita Valentino, lo so, capita benissimo. Ciao Luca, Al Holly, buonasera Biagio. Domanda: ora con questo nuovo protocollo non ci saranno più polemiche, ma con tutti questi rinvii quando si recupera? Bella domanda anche questa, il calendario è pienissimo. Ci sarà adesso credo una sosta nazionali a breve, quindi vediamo se si possono infilare lì. Anche questo ovviamente potrebbe generare delle polemiche, perché qualche squadra la recupera più facilmente con meno nazionali, altre meno, e quindi qualche polemica ci sarà sempre, Daniele, non c'è dubbio. Serie A buffonata europea. Buonasera Catello. Non ho studiato, manco io ho studiato la nottata senza studiare, esattamente. Buonasera Luciano, Biagio. Baby Fox è nuovo del canale, ma sì, certo che sei nuovo del canale, sei sempre nuovo e innovante. Buonasera Davide. Il Napoli ha giocato con maggiori defezioni, ma giustamente il protocollo è cambiato dopo. Che sfortuna. È il fatto del mazzo, amico mio, poi te l'ho spiegato, che alla fine gioca un ruolo importante anche la componente fortuna. Abbonati operativi H24, è proprio vero Stefano, e ci divertiamo da morire. Non ci capisco più niente, non si gioca se non hai 13 tra titolari, compreso un portiere, o con 8-9 positivi. Io ho capito che nell'ultimo protocollo 9 positivi su 25 dovrebbero essere abbastanza per chiedere il rinvio. Così sono rimasto. Alberto Lorusso: perché non fai streaming con chi vuole intervenire a numero ovviamente ristretto a 5-6 elementi? I primi che intervengono entrano in streaming con te, dicono la sua, ovviamente sei tu che conduci. Alberto, proprio oggi avevo intenzione, e penso che apriamo le linee tra un quarto d'ora, tra una ventina di minuti. Volevo dare ovviamente priorità ai supporter, e quindi lancerò il link agli amici del canale, poi dopo possiamo aprirla magari anche quelli del gruppo, e aggiungevo, visto che ho dei problemi tecnici, volevo fare intervento o domanda o intervento e poi saluto, in modo tale da stare sempre 2, massimo 3, qualora dovesse venirci a trovare Guido,
per evitare che scoppia tutto, perché poi è brutto rivedere la trasmissione con il lag, è un problema. Vale, Susseto Song e Nova, e infatti sì, buonasera Alessandro. Simone, faccio bene ad avere il timore di vedere positivi fittizi per arrivare a 9 contagiati. Simone, amico mio, non sei l'unico ad aver avanzato questo dubbietto, noi speriamo di non doverlo proprio considerare questa cosa qui, ti dico in tutta onestà. Cioè, l'Italia è un paese di integerrimo che non no, non te lo posso dire. Tante cose non propriamente legali le abbiamo viste. Da regola, se rispettano le regole, perché poi mi direte ma quelli in Serie A non rispettano le regole, e come faccio a dirti di no? Però è una regola che non riguarda il calcio, cioè è proprio una cosa che oramai devi fare legalmente, sei costretto a fare i controlli e sei costretto a dire quello che è. Poi ci aggiungo una cosa, una postilla: qualche squadra comunica subito il nome dei positivi, qualcuno mette la privacy davanti e non ti fa sapere chi è e chi non è. Però nelle stanze che poi decidono, nelle ASL e nelle stanze insomma della Lega, si dovrebbe sapere, quindi non voglio pensare male. Non si gioca con un terzo della squadra positivi. Mertens più di Maria Napoli andrebbe a lavorare da Sorbillo. Sì. Che ore sono a New York? In questo momento sono le 3:15 del pomeriggio, calcolate sempre 6 ore, a volte 5 quando non si trova l'ora legale e solare. La primavera non conta più, prima sì poi no, che campionato passato, siamo i pagliacci d'Europa. È chiaro, quando cambi poi le regole in corsa è normale che tutto risulta sfalsato. Poi c'è un'altra cosa che secondo me è importante sottolineare, me la conservo, ce l'ho qua, che è cambiata un'altra cosa e dopo ve la dico. Mertens a Caffè Napoli, il cerchione, smettila Stefano, fammi fare bravo. Amici bellini, che bella sorpresa, system failure, mamma mia, stiamo proprio in ritardo con i messaggi, vediamo di recuperarli. Prima di Salernitana dei positivi erano 6, ora sono diventati 9, ma è possibile nel frattempo non si sia negativizzato nessuno? E questo penso potrebbe essere la notizia dell'ultima ora tra domani e dopodomani. Vale, ci conto? Speriamo bene, una bella cosa. Hai ragione, questa sarebbe una brutta figura. È naturale, ma chissà se questo poi può capitare dal vivo. Sicuramente sarà più facile farlo in virtuale, ma non c'è dubbio. Pasquale mi chiede cosa ne penso di Tagliafico. Io credo che non sia meglio di Mario Rui, piuttosto io preferirei che Aurelio rinnovasse il contratto a Fabian. Se mi metti la priorità, è chiaro che in questo momento Fabian ha una priorità assoluta, ma anche proprio a livello proprio strettamente anche di business. Non puoi rischiare di avere Fabian che faccia una grande stagione l'anno prossimo a 0, non lo puoi proprio rischiare, quindi quella sarebbe la priorità. Su Tagliafico io ho visto poche partite, ti devo dire la verità, per dare un giudizio definitivo, e il giudizio definitivo, anche quando hai visto tante partite, deve cambiare quando lo vedi con la maglia del Napoli, perché cambia molto. E io quelle poche partite che ho visto la penso come te. Non si cresce esageratamente in fisicità perché siamo lì. Tagliafico ha un po' più di assist e un po' più di gol nelle gambe. Secondo me come tecnica, anzi Mario Rui ha qualcosina in più come sinistro proprio spicciolo, non si fa un salto di qualità. È chiaro che dovendo rinunciare a Gulam, dovendo rinunciare l'anno prossimo all'ingaggio eccetera eccetera, Mario Rui, Tagliafico sono quasi equivalenti e si può pensare di farlo l'anno prossimo. Buonasera Domenico, persona speciale e di buon gusto Ciro, veramente. Buonasera Biagio. I pesos di Bezos, che tiene il container a Razzano, e quindi grazie mille a... Buonasera Imma, buonasera Gianluigi, mamma mia sta volando tutto, buonasera, ho fatto chiedere al mio amico che bazzica in Rai e con altri personaggi le notizie che ha raccolto parlano di bufala Amazon. Allora Christian, adesso
è il tatuaggio con la risata, bravo, bravissimo, sarebbe bellissimo, anche un bel tatuaggio con la scritta. Per quanto riguarda Amazon, io l'ho detto, un besos a todos. Io l'ho detto che mi sembra improbabile. Poi parla Bellinazzo del Sole 24 Ore, e quando parla Bellinazzo del Sole 24 Ore che si occupa specificamente di movimenti finanziari, eccetera, eccetera, dice i mercati finanziari non parlano di questa notizia. Voi dovete capire una cosa, che quando si muovono poi questi magnati marelli, di solito il calcio lo viene a sapere dopo, l'Italia lo viene a sapere dopo, si viene a sapere prima in America dal Times, al New York Times, qualche notizia poi esce, spilla e dopo qualche giorno arriva in Italia. Che noi veniamo a saperlo prima in Italia, la signora con la cucchiarella che scopre la notizia così, risulta difficile. Bellinazzo dice non credo, è una bellissima suggestione, un rumore, eccetera, eccetera. Se Amazon dovesse decidere di entrare nel calcio, che può essere, perché se il calcio riprende alla grande, se è ancora interessante, se cambia la cosa, è un po' più facile che vada in Premier. Io questo ve l'ho detto ieri o l'altro ieri. Sì, qualcuno è riuscito a capirlo benissimo, la maggior parte di voi? Sì. Qualcun altro mi è venuto a dire ma tu come ti permetti, ma tu stai, Napoli è forte, è bellissima l'importanza della città, vabbè. Però se ve l'ha detto Bellinazzo, fidatevi di Bellinazzo, no di me, perché devi avere più umiltà, che ne capisci tutto tu. Qualcuno mi ha detto, assolutamente no, io non ne capisco. Io metto il dubbio e cerco di fare un ragionamento logico. Amazon è interessato al porto di Napoli, se lo può comprare, non ha bisogno di comprarsi anche il Napoli se vuole fare dei movimenti imprenditoriali a Napoli, abbattere Bagnoli e costruire uno shuttle, lo può fare. Questo non significa che sia interessato anche al Napoli per fare questo, può fare benissimo solo una delle cose, che è poi quello che gli interessa di più. Se poi magari da una tasca prende le chiavi e escono 800 milioni e se lo prende, si compra lo stadio e tu, lo può fare, ma lo ritengo altamente improbabile. Tutto qui. Gol del Lecce, mi dicono. Ah, beh. Io dovevo ringraziare Giorgio però, mi pare. Avevo visto Giorgio, eccolo qua. Grazie Giorgio, iscrivetevi a sto canale, non ve ne pentirete. E se si iscrivono esce pure il pallone qua di Olli e Benji. Grazie mille Giorgio per il tuo supporto. Benvenuta Angela, non ti preoccupare, fate le cose vostre e arrivate dove dovete arrivare. Alfonso. Allora, vediamo un pochino. Recupero un po' di messaggi. Domanda che non c'entra con i segui il film Marvel. Molto. Se sì, qual è il tuo personaggio preferito? Il mio da buon tifoso della Juventus è Loki. Coincidenze non credo. Ma io a questo punto in contrapposizione ti dico Thor. Ce l'ho qua. Come vedi, il martello di Thor, ma non è nemmeno per un caso solamente di supereroi, ma ha tutto un significato sui Led Zeppelin, sulla musica, sulla mia storia personale. Rispondo Thor, poi dopo ce ne sono tantissimi che mi piacciono e mi diverto tantissimo. Allora, volano i messaggi. Siamo bellini, non bellinazzi. TG Fluido 24, le notizie non si danno, si smontano, questa era l'idea di Stefano. Eppure prima o poi la facciamo. Diego Costa Zidane e domenica ci segna pure. Mamma mia, speriamo di no. Angelo, la partita non si giocherà, aspettiamo questi aggiornamenti. Con tantissime città a livello mondiale non credo proprio che Bezos viene a investire qui a Napoli, parere personale. Buonasera Carlo. Comunque potrebbe anche fare questo atto di beneficenza e comprarselo sto Napoli, pure De Laurentiis che chiagna sempre miseria. Sì, ma infatti io Losco facevo questo ragionamento anche sul gruppo. C'era uno studio che diceva che lui guadagna un $2.500 al secondo. Cioè fate 2.500, 5.000, 7.5, 10.000, cioè 5 secondi che ho contato ha fatto $10.000. Se Bezos
Se Bezos, che è la bella Barbara Carmen, mi dedica 2 secondi al mese, 2 secondi al mese, io poi sono a sua disposizione. 2 secondi al mese, sto a posto, no? Perché non mi adotta? Perché non mi adotta? Parlo inglese, possiamo pure comunicare. I love you, daddy. Non mi adotta. Perché non si adotta un altro che ha più bisogno di me? Non lo fa, perché... Capite? Bellinazzo che schizinato, se Napoli volesse andare non andrebbe a Napoli. Ecco qua. Buonasera Marco, da quelle altre piattaforme, eppure ci fa piacere per gli amici di Twitch. Sari Amarra, buonasera Valeria, appena si parla di un giocatore interessato al Napoli, Tagliafico segna in Coppa d'Olanda. Ah! Interessante, questa non l'avevo letta. E allora mo si inserisce l'Arsenal al 100%. Vedrai che l'Arsenal last minute si inserisce. Amico mio, io l'ho contattato, non ancora. Secondo me ci deve essere stato un problema di numeri, eccetera, eccetera. Non smetterò di contattarlo perché dobbiamo capire assolutamente. Un'unica motivazione per affare Amazon potrebbe essere legata al metaverso di tutti gli universi paralleli. Luca, complimenti per l'intervista a Giordano, l'asticella di questo canale si alza sempre di più, grazie mille Luca. Perché non adotta il Napoli? Veramente basterebbe pochissimo, più che Bezos e Pesos. Te ne sordo per fare una guerra? Ma quello è il fatto, quello che lui potrebbe comprare il Napoli, quello si potrebbe comprare la Serie A e fare la serie Amazon, la serie TV. Vale, non so se si dovesse giocare poi andrebbe recuperata, se non si dovesse giocare poi andrebbe recuperata. Sì, perché non ho capito il caso di Udinese. Sì, hai ragione Valentino. Quella è una cosa che resta in sospeso perché altre partite sono rimaste sub iudice. Questa qui l'hanno liquidata con questa cosa qui col punto di penalizzazione e ci dovrà essere l'intervento, credo, immediato del ricorso. Magari perdono la prima istanza, poi fanno il secondo ricorso e arrivano al CONI come abbiamo fatto noi l'anno scorso e credo proprio che si risolverà con la ripetizione da qualche parte. Nel caso di Udinese e Salernitana, certo, anche loro hanno qualche nazionale, insomma, non hanno le coppe, quindi magari è più facile per loro recuperarla durante le coppe, non lo so quando, ma è veramente ridicolo tutto ciò, veramente ridicolo. Giuseppe, ma vogliamo parlare di quando esplode Immigrant Song, quel processo? Bravo Giuseppe, è proprio emozionale, quel brividino che ti dice, mamma mia, com'è forte, e diventa tutto un unicum tra musica ed epica dell'immagine. È bellissimo, è veramente meraviglioso. Daddy Bezos, ti adottiamo noi. Perché il Napoli non crea un programma con una rete scouting, visto che il Monte Ingaggi verrà rimensionato in Europa e in Sud America pieno di giovani talenti? Sicuramente in Europa e in Sud America, in tutto il mondo. Io credo che una rete scouting, Adolfo, esista, il problema è arrivarci prima degli altri, come lo fa il Napoli e come lo vuole fare il Napoli, sicuramente lo vogliono fare le altre squadre, serve occhio lungo, serve un po' di mazzo. Love you daddy. Ciao, potresti dire che George ha già vinto il Fantacalcio? Lo dico Marco, non so a chi ti riferisci, ma George ha già vinto il Fantacalcio, lo diciamo in diretta, non c'è dubbio. Comunque io credo che se facessimo un sondaggio di preferenza tra Mertens e Insigne, penso che stringerebbe Ciro, non c'è nulla da fare, con tutto il rispetto per i 24. Luis, mi piace il finale, mi dai l'opportunità di ricordarlo perché lo ha detto bene anche Giordano nell'intervista nostra, e sarebbe un errore, sarebbe indelicato, sarebbe sbagliato fare dei paragoni perché poi ovviamente il titolo è quello, poi escono i dollari, allora uno fa il paragone, la notiziola rumor del Toronto interessato anche a Mertens è uscita e allora uno fa il paragone, ma sono due storie diametralmente opposte
E quindi cerchiamo di non farlo, noi bellini, cerchiamo di scindere le due storie, le due scelte, sono cose difficili. È bene pure che non si abbia fretta di rinnovare Mertens, perché altrimenti il paragone diventa ancora più secco qua in gola. No, sono due storie completamente diverse. Io ve l'ho detto cosa ne penso su Insigne, gli auguro il meglio come uomo, come ragazzo che va a crescere, perché quando viaggiate ragazzi, se avete la possibilità viaggiate, perché si cresce, si conoscono altre realtà, si impara una lingua. Mertens conosce già tutte le lingue, non ne ha bisogno, quindi va bene. Così sembrava, io impazzisco, i rumori, lo so. Dopo una live di 2 ore Bezos è contentissimo, si è buscato 2 milioni. Mamma mia. Ultima ora, Arsenal interessato per Sfizia. Facile che succederà. Arsenal che in questo momento, proprio quest'anno, ha le telecamere di Amazon nei loro spogliatoi, perché stanno facendo la All or Nothing dell'Arsenal quest'anno e si stanno comportando anche benino. Allora, non può essere che Bezos si sia innamorato di Napoli e potrebbe succedere, ci toglierebbe. No, Umberto, purtroppo quando si parla di movimenti finanziari, io ti dico una cosa, tu dici per lui che cosa cambia? Basta, chiude gli occhi, se l'è comprato e ha rifatto tutti i soldi. Non si arriva a quei livelli di imprenditorialità buttandoli i soldi, tra virgolette. Non è che comprare il Napoli significa buttare soldi, però quei livelli si fanno quando tu qualsiasi tipo di investimento lo fai perché ha un senso, perché hai un programma a lungo termine, perché sai che ti porterà altre cose, eccetera, eccetera. Quindi per questo io vi ho fatto l'esempio, non è una battuta. Perché non mi adotta? Adottandomi Bezos a me risolve la vita, a lui non cambia nulla, proprio, non si beve il caffè, se lo beve lo stesso. Però non mi adotta. Questo è il pensiero che dovete fare. Perché Bezos non mi adotta a me e a tutti i tifosi del Napoli? Potrebbe adottarci a tutti i 12.000 amici bellini, senza cambiare di una virgola. Non lo fa perché io non gli porto un guadagno a lungo termine, e gli imprenditori di alto livello ragionano così. Ecco perché io parlo dell'Inghilterra più che dell'Italia, non del Napoli in generale, perché l'Inghilterra ha un ritorno sul lungo termine più alto e se lo vuole fare più alto. Allora, buonasera, ma ci pensi 2 punti Sassuolo, 3 punti Empoli, 3 punti Spezia? Lo so, amico mio, lo so. Però questo è il Napoli. Pensare che improvvisamente vinciamo tutte le partite, c'è un percorso da fare. Domanda a te alla chat, saresti disposto a chiamarlo Amazon Napoli per l'arrivo di Jeff? Io penso che tanta gente sarebbe disposta a chiamarla Amazon Napoli, perché poi entri in un'altra dimensione. E guarda che questa non è una domanda sciocca, Mario, tu hai ragione, magari sentiamo che cosa ne pensa anche la community. Molti di quelli dell'Ipsia o delle altre squadre, Salisburgo, hanno contestato la Red Bull e non volevano cambiare il nome, i colori della società, perché per esempio Amazon, il colore neutrale potrebbe essere con la scritta bianca e la cosa azzurra, va bene tutto, ma se ti chiedono di fare la maglia a strisce, bianco-nero, non è il caso, perché non ci azzecca nemmeno. Ma voi che fate? Pur di avere i soldi e la possibilità di competere, voi cosa fate? Vediamo un po' cosa ne pensate voi. Niente di meno che Microsoft ieri si è comprata Activision per 63 miliardi di euro e ce li metteva altri 2 spicci e si comprava il Napoli. Hai ragione. Mamma mia. Ma quindi la Roma e il Lecce la Roma, Lecce dominante. Caspita. Prendete Alvarez. ADL vuole ridurre le spese, quindi aspettiamoci gli addii di Fabian che è in scadenza. Speriamo, io posso anche capire l'addio di Fabian se Fabian vuole più soldi, però speriamo almeno di guadagnarci qualcosina e di non perderlo a zero. Capite? Se Bezos non compra il Napoli è completamente pazzo. Questo pure è vero.
De Laurentiis già te che rank up. Il tatuaggio c'entra con Immigrant Song? Esattamente, amico mio. The Hammer of the Gods. E io poi che sono immigrante in America, quindi tutto ci azzecca. Brava Giorgio. E brava Giorgio. Francesco dovrebbe essere dei nostri, aveva degli impegni, io il link gliel'ho mandato, speriamo che possa fare un salto. Buonasera Showtime. Si chiama Jeff Copra il Napoli, la nuova serie? Beh, i rumori. Leandrigno che fine ha fatto? Bella domanda, non lo so, Pier Davide, non ne ho idea. Roma è irriconoscibile. Raffaele va pazzo ama Ciro, ma sarà sempre pazzo per il Pocio, e senza dubbio. Ecco perché ho sempre preferito così invece dell'innominato, anche se Lorenzo resta sempre nel cuore. Vedi che io adoro i vostri commenti belli tranquilli. Arriviamo a 200 like, dai, mi fermo. Che se arriviamo a 200 like vi do una notizia di mercato. Vi do una notizia di mercato. Se la volete, io non le do mai le notizie di mercato, ma se la volete io ve la do. È una novità più che una notizia di mercato. Quando stiamo? Internos. Una sola domanda per dirla alla Totò. Certi personaggi che ci circondano, per mandarli dove dobbiamo mandarli, per dove dobbiamo mandarli? Dovrebbe essere... fatemi mandare un messaggio. Scusate, ho scritto in dislessia. Sì, ritengo che dobbiamo cominciare a non dar peso, però dovrebbe cambiare tutto un sistema proprio social, che non si dovrebbe più cliccare su certe cose, non fanno più ascolti e quindi non si inventano più le cose. È complicato. Quando siamo arrivati? Se la volete io ve la do. Mertens, ambasciatore del Napoli nel mondo, il prossimo Zanetti, ecco quella figura lì, con Amazon proprietaria. Vabbè, esageriamo, la figura del presidente superata, bastano i soldi e il profitto, vedi Inter e Milan. Eppure non hai torto, Carlo, eppure non hai torto, la figura del presidente, questa è una delle cose che poi mi sapeva proprio di bufala quando si è voluto dire Amazon mette i soldi e De Laurentiis resta presidente onorario. Questa proprio non la... Cioè io posso pure accettare che arrivi prima o poi qualcuno con i soldi che decide di comprarsi il Napoli, ma che poi resta presidente onorario, quello non me lo spiego proprio a livello logico. Quello non me lo spiego proprio. E nel frattempo fatemi mandare questo piccolo link agli amici e vediamo se qualcuno vuole fare degli interventi, domanda, intervento, considerazione tra gli amici, così poi dopo allarghiamo le maglie. Mi metto le cuffiette just in case. E visto che vedo un po' di lag, ragazzi, purtroppo vi devo chiedere intervento, saluto, considerazione, quello che volete, e poi vi devo salutare, purtroppo. A quanto stiamo? Con il ritorno di Anghissà, chi andrà fuori tra lui, Lobo e Fabian? Gianluca, cominciamo a considerarla diversamente. Significa che nel secondo tempo può entrarne uno. Ragioniamola così. Ragioniamo come Spalletti. Esistono i titolari dei primi 60 minuti e i titolari dei secondi 30-35 minuti. Non dobbiamo considerare chi andrà fuori. Ci sono delle partite, te la faccio facile Gianluca. Napoli-Salernitana, puoi giocare con Lobotka e Fabian, doppio play, devi impostare eccetera eccetera. Napoli-Inter, un po' di fisicità dentro la devi mettere, ti serve anche Sa che faccia ammazzate con un po' di fisicità lì. Si possono alternare, si può considerare che magari ne metti uno in più, non devi essere per forza legato al 4-2-3-1, ne puoi mettere uno in più con difesa con centrocampo a 3, risparmi un esterno, ci sono rotazioni più lunghe,
meglio averli. Meglio averli. Cirottolo, zuppa di fagioli, sempre buonissima. Se arriva a Bezos, gli acquisti ce li manda per posta con i pacchi. Pareggio della Roma. Bezos presidente della regione, perché poi si può allargare, può fare tutto. Sperando che non siano pacchi, giustamente. Gol della Roma. Entro per i like e vado via. Emiliano, ti ringrazio. Quanto guadagna al minuto? Allora, vabbè, perché poi c'erano vari studi. Io avevo letto una cosa del genere. 950.000 dollari al minuto. Stiamo parlando di 950.000 dollari. Stiamo parlando parenti a $1 milione al minuto. Vabbè, ciao. Salvatore Pengue, sei proprio tu. Non avevo manco letto, avevo letto il messaggio e non nemmeno la... Vabbè. Presidente della Repubblica. Mi pare che Lecce poteva mai vincere. 212 like ben pagati, bravi ragazzi, bravissimi tutti. Al posto di Tagliafico e compagnia bella, perché non Benitez finché è libero per un ruolo in società? Vedi Carlo come va sul lungo. Chissà se Benitez poi ha intenzione di passare a fare il dirigente senza velleità di continuare ad allenare, perché magari vuole ancora allenare, non si sa. Però capisco la tua richiesta di crescere come società. Sì, me lo immagino, e De Luca veramente non credo possa essere da meno. Sarebbe un incontro tra titani. Amazon sta già preparando un nuovo servizio, Bobotta Prime. Me lo presti $1 milione? Aspetta un secondo. Un minuto, dammi un minuto, eccolo. Vai, io sto a posto. Usalo bene però. ADL è talmente visionario che vuole far spendere soldi a Bezos per farla diventare la nuova New York. Ciao Sasà, ci sentiamo dopo. Vedi Angela perché sa che dopo, perché giovedì, quindi il giovedì Sasà va live con il Caffè Napoli 1926 anche su Instagram, perché siamo ovunque. Il Caffè Napoli 1926 diventa anche Caffè Napoli 1926 TV qui su YouTube, e quindi novità ragazzi, voi dovete essere iscritti, voi dovete seguire dappertutto, su Facebook, su Instagram, perché le cose bollono in pentola, poi dice beccato in live, finalmente sto in home office, come stai? Ho fatto office pure con l'H. Un abbraccio Gennaro, la tua Roma è in campo, quindi che ci fai qua? Sei in home office, quindi dovresti star lavorando, quindi facciamo una privacy, eccetera, eccetera. Ti abbraccio, vediamo nel frattempo cosa sta succedendo, ma ovviamente siamo al primo tempo, quindi c'è tutto un secondo tempo da continuare. Presidente della SPA, Società Posteggiatori Abusivi Nazionali. Può essere, per essere più chiaro, Salvatore Pengue guadagna 9 miliardi di dollari al mese. Così ti piace? 9 miliardi di dollari. Riuscite a pensare che qua in America si dice i bilioni. 9 billion. 9 billion. Poi ci avrà delle spese sicuramente. Ma... Una considerazione così al volo, con risposta secca. Ti piaceva più il Napoli di Mazzarri o quello di Rafa? Ma... ti piaceva? Qua mi devi spiegare meglio, però il ti piaceva. Io mi sono emozionato con Mazzarri e mi sono emozionato con Rafa. Perché là c'era la crescita, con Mazzarri eravamo quelli là furenti, i fuienti veramente che aggredivano eccetera eccetera, però pure perdavamo delle partite, delle opportunità. Con il Napoli di Benitez cominciavamo a vedere una dimensione più europea, dovevamo capirlo, e senza quel Napoli là non si sarebbe arrivato poi a Sarri, non si sarebbe arrivato, è uno di quei Mazzarri is for boys e Benitez is for men, se vogliamo dirla con un meme, più o meno. Però io non rinnego niente, da Reia in poi, insomma, mi piace tutto. Lo stesso Donato, ecco, ma la dico grossa, però mi faccio aiutare dalle parole di Santa Croce.
Lo stesso Donadoni, che noi tutti abbiamo un ricordo così e così perché non andò bene. Santa Croce dice: guardate, non sottovalutate quello che ha fatto Donadoni, perché con la sua esperienza al Milan, comunque non era un allenatore con molta esperienza, ma come giocatore era stato ovviamente in una squadra all'avanguardia. Donadoni è entrato nello spogliatoio e ha fatto fare un salto di qualità al Napoli. Nello spogliatoio si fa così, si comporta così, mettete le magliette di là, le cose. Come organizzazione neanche Donadoni lo possiamo liquidare con 2 lire. Allora altra questione, abbandonereste la democrazia per un Jeffrey di Napoli? Il sito Napoli Più ha inserito il calcio e l'articolo... Ah, grande! Il sito Napoli Più ha inserito in calcio dell'articolo il tuo video intervista a Giordano. Ah, che meraviglia! E grazie amico mio per avermelo fatto sapere. Antonio l'ha ripostato sul suo Facebook, ovviamente. Si sale di livello, grande, grandissimo. Tra l'altro anche su Napoli Today è uscito un altro articolo su Messico 86, ma diciamo lì così, ma va bene. Su Facebook sono bloccato, a me non mi sbloccano, mi aggiungo. Facebook lo fa. La citazione di Valerio sulla notizia, volete velato? Ah, e voi lo sapevano, non ve ne approfittate, non ve ne approfittate. Caffè Napoli 1926 TV, devo aggiornare le grafiche. Allora, amico mio, Deluxe, tu sei Davide. Tu sei Davide che mi ha mandato quella bellissima immagine. Devo spiegartela bene questa cosa. Caffè Napoli 1926 TV è un altro canale di YouTube, non è questo qui, questo è ancora Caffè Napoli 1926 e va bene. Poi quelle grafiche che tu mi stavi facendo, io poi ti contatto in privato, vediamo se me le riesci anche a fare in trasparente, con il PNG, così dobbiamo parlare, perché mi piace molto quello stile minimalista, mi piace moltissimo. Poi si integrerà tutto il Caffè Napoli TV con il mio canale, con voi, con la community, una roba. Ti auguro 500.000 di iscritti, e magari, Francesco, ma è difficile. È difficile. 50.000 euro ti bastano, Angela? Benissimo. Penso si guadagnerà anche 1 miliardo al minuto, ma ne caccia almeno 900 per le spese. Ah beh, questo poi vediamo, è chiaro, le spese sociali. Bilioni di bilioni. Rafa per lo spettacolo, Mazzarri per la passione. Ma poi quando presentiamo un calciatore al posto della conferenza facciamo un unboxing. Belli, commento memorabellino. Commento memorabellino di Tony, lasciate un like. Beh, hai ragione. E vediamo che ci dice l'amico Losco. Commento piccolo Leonardo. Ah, che meraviglia. Buonasera a tutti. Buonasera Valerio. Buonasera a tutti e due, come state? Bene, bene, bene. Ancora non siamo stati colpiti dal virus. Si resiste? Si resiste. Ah, benissimo. Continuiamo a fare la vita tutti i giorni, un po' in smart, un po' in ufficio, insomma, si va. Allora, Losco, dimmi quello che vuoi, qualsiasi argomento, qualsiasi cosa, se Leonardo vuole dire qualcosa. Guarda, io stasera non mi volevo presentare perché so abbastanza indecente, però Leonardo voleva parlare con te, ha detto voglio parlare di calcio. Dai. Però adesso vedi, stai emozionato. Dimmi tutto, Leo, dimmi tutto. Allora, volevo solo dire che penso che il Napoli con Bezos sarebbe un'altra cosa, tipo il Newcastle in futuro. Allora, per me c'è un senso negativo, c'è un senso negativo e positivo. Il positivo è che comunque il Napoli, bello vederlo al tetto d'Europa, proprio diventa campione d'Europa, d'Italia, fa il triplete. Però il lato brutto è poi non c'è più differenza tra le altre squadre. Non voglio sottolineare il PSG, perché comunque il PSG non è che sta facendo così tanto bene, anche sta perdendo qualche partita, ma il Napoli con Bezos potrebbe veramente far esplodere il mondo. Ma tu ci credi a Bezos? Io ci credo. Però Leonardo, a questo punto io ti devo chiedere una cosa. Tu
in tempi non sospetti, pure ci hai fatto notare una cosa, che il PSG con fondi illimitati avrebbe la possibilità di vincere tutto e comunque devono ancora organizzarsi bene. No, Quindi, tutto quello che vuoi, però devono ancora integrare. quindi anche se arrivasse Bezos domani, anche il Napoli dovrebbe avere pazienza ed aspettare. Sì. Il primo anno potremmo arrivare, casomai, vincere Coppa Italia, scudetto, però la Champions è ancora tardi, è ancora presto. È difficile. Casomai Europa League, su Conference Europa League. Pure ci va bene l'Europa League, no? Ma pure la Coppa Italia ci fa piacere. Sì, io firmo. Sì. Ci siamo divertiti quando l'abbiamo vinta, Sì, anche la Supercoppa, anche quella partita. Che scherzo. E anche i giocatori che ricordiamo tutti quelle immagini, ricordo un Maksimovic impazzito sui taxi alla vittoria della Coppa Italia. I giocatori vogliono vincere qualcosa, vogliono togliersi una soddisfazione di esultare con i tifosi, è importante. E noi l'anno che dovevamo vincere la cosa più importante, purtroppo non ci siamo riusciti, là ci siamo intossicati abbastanza. Però è vero. Ci accontentiamo della felicità che riesce a regalarci quando fa belle partite, come per esempio è stata col Bologna. Con la Lazio. A me è piaciuto col Bologna. Vabbè, con la Lazio è stato eccezionale, però con il Bologna mi è piaciuto. I primi 70 minuti, poi dopo ha cominciato a perdere un po' colpi, ma secondo me anche per la stanchezza. Stanchezza sicuramente, io sono stato ultra severo in quella partita e secondo me era anche una questione di tensione, proprio perché sarebbe stata una tragedia contro quel Bologna, con un Napoli che aveva giocato così bene, non fare punteggio pieno. Noi siamo stati capaci di tutto, quindi... esatto, e non volevo rivedere quella cosa lì, e già leggevo gli articoli del giorno dopo del giorno, quindi un po' la paura, ho visto che indietreggiavamo, ho detto qua paura siringa, però alla fine il Napoli si è comportato bene e adesso è il momento di confermarsi proprio con le squadre piccole e vediamo se si giocherà. C'è una grande opportunità, cioè adesso abbiamo 3 partite, diciamo, questa, quella col Bologna e altre 2 che sono abbordabili, no? E le altre, le dirette concorrenti, sia che vuoi guardare per lo scudetto che per la Champions, hanno qualche partita più difficilotta, no? Adesso non mi ricordo esattamente, però mi ricordo di un derby, se non sbaglio. C'è Inter col Milan, poi prima ci sarà la Juventus. Juve-Milan, quindi cioè, ci sono partite in cui potremmo guadagnare di nuovo terreno sulle dirette concorrenti, quindi adesso ne dovremmo approfittare. Però comunque dobbiamo sempre contare che l'Inter c'ha sempre una partita in meno. L'Inter c'ha una partita in meno. È giusto. Sempre conto che l'ha vinta quella partita là. Ti chiedono, contro il Barca, come la vedi contro il Barcellona? Allora, io mi prevedo io non posso... Allora, il mio pronostico è un 1-1, perché comunque il Barcellona è sempre il Barcellona, anche se adesso è un po' diminuito. Il mio pronostico è passiamo il turno? Passiamo. Yes. Ragazzi, ai supplementari! Ai supplementari! Soffrire alla fine, che poi è ancora più bello se si passa. Sì. Meraviglioso. Sarebbe bellissimo anche rubare una partita tipo la Juventus. No, questo no. Almeno il divertimento di rubare una partita. Ma lui parla di esperienza nuova, perché veramente non ci capita mai. Una cosa, cosa si prova a non rubarsi una partita? E ogni tanto è vero, bisognerebbe fare questo, perché secondo me poi si diventa grandi anche così, forse. Può darsi che diventeremo una grande società in grado anche di rubare una partita. Sai come te la leggo? Avere la consapevolezza che non devi per forza essere sempre il più forte in campo. Il Napoli c'ha questa cosa e spesso l'abbiamo detto, il Napoli deve dominare, le partite sporche non le sappiamo vincere, dobbiamo essere per forza fortissimi, bravissimi e in grande forma. Vincere una partita così, che magari, capito, non meriti un palo e non meriti e ti difendi così, ti potrebbe dare quella consapevolezza. Allora si può fare anche così. È un po' più di fiducia nel futuro. Magari è capitato anche, magari con qualche squadra più piccola, non sicuramente scontri diretti, cioè cose del genere, queste non ci vanno mai bene.
però con qualche squadra più piccola magari c'è anche capitato, però di fatto il Napoli non ha mai dimostrato di essere una squadra cinica che in qualche modo... Sì, è proprio come storia. E volevo dire una cosa, che contro la Fiorentina, vedendo il fallo di Duncan sul replay, era rosso diretto proprio. Non c'era niente da dire. Entrato da dietro a forbice, non puoi ammonire subito. Sì, il gol annullato. Che cosa? Al Milan, quello là che... Ah sì, è il 94esimo di Messias. Io non l'ho visto. Io l'ho visto. Io l'ho visto, è su un casino. Ma è gol tutta la vita, veramente. Una partita rubata dallo Spezia proprio. Vabbè, rubata dallo Spezia, no. L'errore lì, io l'ho rivista più volte proprio per non dire stupidaggini. L'errore dell'arbitro, ragazzi, è che quel fallo non c'era, ha avuto troppa fretta di chiamare quel fallo. Bisogna aspettare, c'è sempre il VAR che ti può aggiustare le cose se non vedi bene, ma nel momento in cui fischi ovviamente il gioco si ferma e si deve fermare. Troppa fretta. Sì, ma come la partita con Juve-Roma è uguale. Sì. No, ma io non ho visto l'azione, non ho visto cosa è successo esattamente, ho sentito quello che hai detto tu nel video e sono pienamente d'accordo con te, cioè se lo meritano i giocatori che gli accada questo per le simulazioni e l'accentuare sempre in questo modo. Non parlo del milanista o dello juventino, parlo di tutti, perché sono tutti quanti così, anche Mertens, perché Mertens lo amiamo alla follia, però Mertens è uno... poco simulatore. Avete ragione, voi lo sapete, il mio amore per Mertens è infinito. Mertens è l'unico che se deve accentuare accentua e non abbiamo problemi a dirlo. Se deve esagerare, magari il contatto c'è, ma deve esagerare perché c'ha quel qualcosa in più che fa parte di quei giocatori lì che sanno come fare. Quella furbizia. Però non lo so, io vedo lui gioca a calcio, a scuola calcio e non, cioè io vedo che con loro non fischiano falli, non esistono i falli a questa età, 10 anni si danno mazzate che non puoi avere idea, ma non c'è il fallo. Io non so poi a un certo punto che cosa succede, forse quando diventi veramente, quando cominci a fare agonismo, diciamo seriamente, comincia a essere consentito o addirittura privilegiato questo modo di fare, perché secondo me fa parte della cultura calcistica questo... Ma adesso a questo punto chiedo a Leo, ma capita che ci sta qualche compagno, qualche avversario di squadra tua che si percepisce in campo che non si è fatto male, ma che magari resta a terra un po' di più? Allora, simula. Diciamo. Simula, io non ne vedo molti perché comunque i bambini sono onesti. Vogliono giocare, si rialzano, vogliono giocare. Casomai solo quando sta finendo la partita, tipo stai vincendo come nelle partite reali. Casomai prendi dalle partite reali. Comunque secondo me loro lo prendono l'esempio dai professionisti. Sì, decisamente sì, cioè qualcuno un po' si lancia, sai, già a quest'età. Però io vedo che chi, diciamo, arbitra queste partite che fanno loro, diciamo, non fischia niente, cioè li lascia andare, li lascia correre, perlomeno qua in zona Veneto. Chiaro, molto molto interessante. Vai Leo. Noi, la mia squadra, abbiamo fatto una partita contro una squadretta, non mi ricordo che squadra. Abbiamo fatto una partitella che stavamo praticamente tutti in attacco per cercare il gol. Uno a un mio amico gli fa e prende la maglietta, l'arbitro non fischia niente, dopo un minuto un fallo che non ci stava per loro perché era l'allenatore loro che faceva l'arbitro. Quindi lo conduceva a dare tutti i fagli per la loro squadra. Disonesto. E infatti poi abbiamo detto abbiamo vinto perché alla fine abbiamo pareggiato. Abbiamo vinto per differenza reti. Anche se non c'era. Abbiamo vinto per differenza reti. Meraviglioso. Comunque sono portati, cioè
già vedi, molti genitori sono accaniti già a questa lo so. età, già comunque si vede un atteggiamento, diciamo, non proprio sportivo, è un mondo non realmente sportivo. Molti altri sport sono possono insegnare tanto da questo punto di vista, no? Perché il calcio invece anche a livello di valori, hai proprio ragione. In termini di valori, sì, di valori sportivi. Il calcio purtroppo non lo so, o è troppo popolare, quindi questo forse... Sì, c'è sempre forse anche quella speranza del genitore di avere un potenziale campione che svolta la famiglia e quindi lo mandano avanti a qualsiasi costo. Io potevo andare a fare dei provini in delle squadre. E lui si sente forte. In delle squadre, ne ho chiesto uno, che era il Cittadella. Era piccolo. Ero piccola, non volevo abbandonare la mia squadretta, dove sono nato, tutto. Come Insigne, tipo Insigne. Se fanno una offerta irrinunciabile, però tu ci vai, cambi il mondo. Sì. Impari il cittadellese. No, casomai ci vedo a 14 anni, se no vivo da solo e tutto a posto. Ma se mi porti con te? Allora, diamo dei pronostici per la partita contro la Salernitana. Vai! Allora, contro la Salernitana io mi vedo una partita difficilissima. Io tocco fermo. Ascoltate bene. Io me la vedo così perché ogni squadra tipo retrocessa, ogni squadra che adesso viene dalla retrocessione, Empoli, che anche abbiamo perso, Salernitana, la stessa Salernitana, lo stesso Spezia. Danno tutto, dici. No, lo stesso Spezia. Qual era l'altra che è andata su? Chi è l'altra che è venuta alla Serie B? Nel frattempo, no, io stavo leggendo che posso lasciare il canale tranquillamente a lui, che può vivere da solo tranquillamente. Lui parla, guarda, quella è una cosa incredibile, lui è monotematico. Può parlare soltanto di calcio. Oggi abbiamo fatto il Paris Saint-Germain, abbiamo completato l'album Panini. Oggi abbiamo completato l'album. Siamo andati sul sito della Panini, siamo dovuti comprare tutte le figurine. Il tuo anno di fila che lo finisco. Il mio papà, quando mi comprava le figurine, quando tornava da lavoro, io aspettavo che lui tornasse per avere il pacchetto così. E lui faceva anche finta delle volte, diceva una sera, no, questa sera non le ho prese, mi dispiace, così, ci rimanevo male, ma come? No, mica tutti i giorni le puoi avere. E poi scoprì, questo lo dico, l'ho scoperto poi, che lui aveva comprato già il pacco gigante con tutte le... E me le dava ogni tanto, le scandiva ogni tanto, perché uno non se le deve aspettare sempre. E no, perché non l'ho mai scoperto, lo scoprì a fine album, che ne mancavano pochissime per completare l'album, e lui andò a prendere proprio il pacco così, che era ormai vuoto a fine anno, e disse, ma tu quale tenevi? Le tenevi già pronte? Sì, ma tu non lo devi sapere. No, io sono costretto a fare gli scambi online, io sono completista, lo dobbiamo finire fino all'ultima card, infatti le ultime poi mi massacro. Perché meraviglioso. Io voglio ringraziarti, Losco, voglio ringraziare Leo con l'ultima domanda. Volevo solo dire una cosa. Sì. A Natale, la mia sorpresa del Natale è stata solo questa. La vedi? Fai vedere bene? Aspetta. Ingrandiamo. Si vede. Paolo Maldini. Firmata. Dai, non vedevo la firma, dai, che meraviglia. È uscita con la firma, siamo stati fortunatissimi, è uscita la carta con la firma. Leggende del calcio. Leonardo, ti dispiace che Insigne vada via l'anno prossimo? Allora, io rispetto agli altri l'ho trattato un po' male, lo devo dire anch'io. Ho pensato che è stato un traditore, perché comunque
la tua città, la tua casa, capitano. Anche se non ti dà uno stipendio che vuoi, tu giochi per la tua città. Capitano, che vuoi di più? Adesso ti rubano anche la maglia numero 10 nella nazionale. Però resta solo la maglia. Resta solo. E io con questo non devo aggiungere altro. Ma i soldi, secondo me, sono la cosa che vogliono di più i calciatori. Secondo me l'unica cosa che devono volere i calciatori è la voglia di giocare, la voglia di divertirsi, non i soldi. Come Mertens, un esempio. Come te. Quando se casomai diventi un calciatore, ricordati queste parole. Ho scritto pure un tema su italiano, dovevo scrivere un tema. Ho scritto, si chiamava L'albero dei desideri. Ho scritto, io vorrei diventare calciatore, tra parentesi, non mi importa dei soldi. Che Leonardo sia ad esempio per tutti i nuovi giocatori del Napoli, i nuovi campioni, anche perché soldi ce ne sono pochi, amico mio, finché non arriva Bezos. E poi tipo Bezos potrebbe anche, no, penso che dona, spero. Che dona anche qualcosa. Sì, perché comunque in Europa facciamo una finta che in Europa quanti soldi ci stanno? Facciamo miliardi su miliardi. Ho capito quello che dici ed Insigne è sempre stato molto attento sotto questo punto di vista, ha sempre avuto un occhio per chi aveva più bisogno. Ricordo donazioni di ambulanze all'inizio della pandemia. Lorenzo su questo è molto, molto attento e fa piacere pure. Non possiamo dire niente, io sono d'accordo con te. Per questo seguo il canale assiduamente, perché insomma sono molto spesso d'accordo con quello che anche tu dici e che anche gli altri amici bellini dicono e pensano. Ti chiedono in che ruolo, visto che ci servono sempre i terzini. Che ruolo sei? Allora, io vi consiglio solo una cosa, che io a Roma c'ho un amico che è più grande di me, che gioca nella Lazio ed è un terzino. Che forte. Scouting. Ma tu che ruolo sei? Allora, io nella mia squadra faccio la punta. Goleador. Sì. Però io sono più adattato per un centrocampista offensivo, più alla Zielinski Mertens. Che meraviglia. Centrocampista. UCOC. Centrocampista. Io non so come si fa quel balletto tipo Mertens. Quello devi chiederlo a Starace, è una dedica speciale al massaggiatore di Starace, ma quelle sono cose per il futuro, amico mio. Io vi ringrazio infinitamente. Grazie a voi. Grazie mille, a presto, alla prossima e ci vediamo prestissimo. Ciao. E come saluto, vorrei poi salutare anche tutti, ma vedo in sovraimpressione l'amico Luca. Buonasera. Come stai, amico mio? Ah, vedi? Allora, cin cin. Straordinario. Come che bordello. Tutto bene. Tutto bene. Un saluto a tutti gli amici bellini e alle amiche belline. Sempre. Ho anticipato il saluto che fa Guido. Sì, che penso tra un po' ci verrà a salutare. Allora la facciamo sta petizione? Tu vuoi far partire la petizione? Allora io ok, fammela dire bene. Lui voleva proprio far partire una petizione per Mertens, proprio per farlo, per convincere, ma poi c'è poco da convincere alla fine. Lui è già più convinto di altri, la petizione sarebbe più, penso, per la società a sto punto. Appunto. E ascoltando stamattina Radio Marte l'avevano anche introdotta questa possibilità, voi virtualmente, una petizione virtuale, voi firmereste per, e sono arrivati ovviamente un plebiscito di adesioni, e non c'è dubbio. A me è venuta sta cosa, hashtag Ciro a vita, ho coinvolto Anna Trieste che ha ritwittato, quindi se si muove lei qualche cosa si può anche fare.
Ecco, vedi, qua ci dicono una colletta più che una petizione, però io veramente credo che in questo caso non sia più una questione di soldi. Luca, io non so come la vedi, l'unico problema potrebbe essere se veramente De Laurentiis vuole fare piazza pulita di quel gruppo, no? Di quel gruppo che era un po' il gruppo dei 91 punti, il gruppo che ha fatto anche l'ammutinamento, insomma, ricominciare proprio da zero. Però sì, potrebbe, ma per Mertens un sacrificio si potrebbe fare, perché visto che non è soltanto un calciatore, ma è anche uomo squadra, uomo spogliatoio, uomo tutto in sostanza. Quindi secondo me un pensierino ADL ce lo deve fare per forza. Già ha sbagliato con Hamsik, secondo me, quindi non penso che meriterebbe questo Mertens, a mio avviso. Ettore è con noi al riguardo. Mertens for Napoli Management, saluti e Bezos. Attore, ovviamente. Proprio questo è il problema, cioè non è un problema, è un saper guardare lungo. Visto che per Amazon dobbiamo aspettare almeno altri 4 anni e poi comunque non succede. Nel caso in cui c'è da aspettare bisogna comunque resistere, perché poi che fai? Aspetti 4 anni e poi ti ritrovi un Napoli che in Europa lotta per l'Europa League, la Champions League. Tu invece devi resistere ad alti livelli e quest'anno ci dobbiamo arrivare in Champions, dare un input anche per la squadra che verrà e avere un Mertens che, come vi ho detto, introduce i nuovi ragazzi. Tu senti l'intervista a Zerbin dice sì, Mertens si fermava con me e mi faceva vedere come tirare. Chi è che lo faceva questo? È Driss. No, in passato. È chiaro, stai parlando di un Maradona che si fermava con Zola. Bravo. Per farti capire, è veramente sono dei calciatori che hanno un valore che va oltre il campo. Assolutamente. Senza dubbio. I corrieri stanno qui. Sì, Angela, ma come si può non amarlo? È veramente. Poi Ciro parla inglese, io non finirò mai di sottolineare questo fatto che almeno 3 lingue parla, penso. Almeno 3, perché poi in Belgio l'inglese di default, il francese anche, il fiammingo che poi può diventare un po' spagnolo. L'amicizia si vede, no? Si vede anche come si rispondono su Instagram. Ma è quello anche che compare più nei social dei colleghi, no? Degli amici di squadra. Che risponde sempre, Fabian posta una foto e lui c'è sempre, che giocatore, con i cuoricini, fa la differenza. Purtroppo il paragone con il 24 ci sta. Una mano a cuccia. Aspetta, sì, vi illudete che ADL rinnovi Mertens, uno che ha una mano a cuccia e un'altra a cappuccio. Così sarebbe come stiamo freschi. Nick, la speranza è l'ultima a morire. Io spero, se dobbiamo mettere le 2 speranze sulla bilancia, la speranza che ADL rinnovi Mertens è un po' più pesante di quella che Bezos compri il Napoli. Io cerco sempre di non illudere la community, però questo è uno sforzo che si può fare. Ma sì, poi ha detto che si vuole pure ridurre l'ingaggio, quindi sì, quindi lui andrebbe incontro, poi veramente dobbiamo vedere se dice devi giocare gratis, è pure capace che dicesse sì, però in questo momento non può neanche farlo, non sarebbe neanche giusto nei confronti dell'altro dire così. Sì. È così. Allora, dico questa cosa, approfitto del messaggio di Andrea, il mercato di gennaio per noi è finito, ci saranno altri innesti. C'è una cosa nuova che ho letto, è che il Napoli deve ripresentare la lista dei 25 perché c'è un aggiornamento, entro domani deve presentare una prima lista e poi entro il 4 febbraio una lista definitiva che possa includere i 25 giocatori, poi ci sono gli under 23, tutto rientra nel nuovo protocollo Covid e quindi ti dà una mano questa cosa qua. Questo potrebbe aiutarci, perché io che cosa avevo detto? Nandez la vedo difficile perché siamo completi ed è uscito la conferma che insomma per Nandez non ci sono effettivamente richieste da parte del Napoli, o meglio non serve in questo momento a Spalletti.
Per quanto riguarda la difesa, magari se all'interno della squadra della società si sono resi conto che Ghoulam sta facendo uno sforzo ma non ti garantisce comunque la presenza sempre, può essere che Napoli provi ad anticipare questa operazione Tagliafico. Io vi dicevo, la vedo difficile se non esce qualcuno per una questione proprio di numeri. Se si deve rifare questa storia della lista, il Napoli potrebbe riorganizzarsi, levi uno Zanoli che rientra nell'Under 23, tutta una serie di discorsi anche tecnici nei quali non mi avventuro, perché no, se una cosa non la so non la dico, però potrebbe a questo punto salire la quotazione di un Tagliafico che magari il Napoli ci stava pensando anche per l'anno prossimo, lo anticipi e te lo tieni là e può cominciare a fare un pochino di esperienza con la squadra, sta lì, se proprio Ghoulam non ce la fa puoi far rifiatare Mario Rui e sarebbe una cosa così. Tu Tagliafico l'hai seguito, l'hai visto, Luca? Onestamente no, non lo conosco, però mi fido del tuo giudizio. Se tu dici tale e quale a Mario Rui, quindi... Ti ripeto, anche io poche partite per avere un giudizio definitivo, aspettiamo, sicuramente non è un broccolo, i cavolfiori e i broccoli non giocano nell'Ajax, ma aspettiamo e vediamo che cosa succede. Roma in vantaggio, dico. Trovare un altro cyborg di Lorenzo è difficile. Certo. Che poi lui ci aggiunge, perché si parlava di Parisi, dell'Empoli che è un buon prospetto, però Di Lorenzo ci ha aggiunto alla tenacia, ci ha aggiunto la sua fisicità, che è quella che poi alla fine ci sta tenendo a galla, perché non si ferma mai e se deve fare un contrasto e sta sempre lì presente. Quindi noi dobbiamo tenerla presente questa cosa, perché Spalletti proprio nelle ultime ce lo sta ricordando. Atalanta, Inter, quei bestioni. Se parliamo di partite in minuti, pure Mario Rui non scherza, Certo. Certo. Sarà pure piccoletto tutto, però a livello di minuti giocati non scherzo assolutamente. Perdere Mertens e Insigne insieme è pesante, soprattutto per l'esperienza del calibro, sono gli unici esperti in attacco. Diciamo che Politano la sua esperienza nel campionato italiano ce l'ha, però è chiaro che sono due che hanno fatto la differenza in questi anni nel Napoli, senza dubbio, non c'è alcun dubbio. Riguardo Mertens, un altro problema a mio avviso potrebbe essere rappresentato dal fatto che ADL non ama chi gli ruba la scena. Come la vedi, Luca? Sono io il vostro tutto. Sono io il vostro Tris, sono io il vostro Cavani e sono il vostro Bezos. Non ha torto, Riccardo, non ha torto. Tagliafico forse in fase difensiva nell'1 contro 1 è superiore a Mario Rui, speriamo. Un Bastoni Spezia come lo vedi? Valentina, sì, io ne abbiamo parlato spesso anche con gli amici del gruppo, già dall'anno scorso, io avevo fatto due nomi, e uno era Bastoni e l'altro era, ma è un nome più di marketing, più di crescita del brand, Anthony Robinson dal Fulham ne abbiamo l'americano che però insomma è cresciuto in Inghilterra. Io ci vedevo, capito? Infatti il visionario, ci vedevo una cosa che voi dovreste seguire la partita con me una volta, ma dal vivo su CBS. Voi non avete idea dello spazio che danno a McKennie, e si parla della Juve non tanto perché la Juve sta facendo un campionato straordinario, ma perché c'è McKennie, c'è l'americano e sta giocando pure bene, sta crescendo di livello McKennie. Gli danno uno spazio infinito. Immaginate avere un giocatore che si ritaglia il suo spazio, che sta crescendo nella nazionale americana. Volete a Bezos? Benissimo, cominciamo con Anthony Robinson. E Bezos, cacci i soldi. Perché poi siamo capaci. Noi saremo capaci poi di lamentarci, senza dubbio, senza alcun dubbio. Non ci credo neanche se lo vedo. Bezos compra il Napoli e l'Aia. L'aria proprio. L'aria. Speriamo che almeno Mertens e ADL possa lasciare che quest'uomo che si sente parte di Napoli possa restarci in qualsiasi forma professionale, come capita, giusto? Però onestamente di ADL di Mertens non ne è mai parlato, o mi sfugge?
Allora, c'è un passaggio dell'anno scorso, si parlava di dell'anno scorso, credo di un paio di anni fa, si parlava di Mertens e Callejon e lui parlò di marchette in Cina. Ah sì, se vogliono fare le marchette in Cina, sono cazzi loro, eccetera, eccetera. Ci dice Gilda giustamente che quest'anno è più in ombra, è più defilato, ed è vero, ha parlato meno. Meno male. E speriamo, speriamo, perché poi ogni volta che capita che un intervento non sempre poi viene bene. Tanganga, bravissimo, grande memoria, Pietro. Tanganga, lo dicesti tu l'estate scorsa. Sì, e io perché poi mi affezionai, perché guardando la serie TV di Amazon sul Tottenham, Tanganga che non era titolare e poi si guadagna il posto di titolare proprio con Mourinho, io dissi pigliamocelo prima che Mourinho se lo porta alla Roma. Poi è rimasto dove è rimasto, ma caccia il milione. Dice bene così. Luca, senza avere notizie della nostra posizione, come te la senti? Si gioca con la Salernitana o si sposta? Secondo me si gioca, anche se preferirei non giocare onestamente, perché visto che sono tanti positivi c'è il rischio di nuovi focolai e almeno ci riposiamo pure una settimana, secondo me. Sì, recuperiamo poi a quel punto anche un as che torna alla Coppa d'Africa. E quindi poi è rimasto solo Koulibaly e Anghissà. Esatto. Hanno passato il turno, penso. Che non la stavo seguendo, quindi... anche io, assolutamente. Senza l'importanza di questa competizione. Bravo, alla fine sì. Posso dare un consiglio a Osi: quando vuoi il rigore non ti alzare subito, se no non te lo daranno mai, resta a terra e lamentati, lo so è disonesta questa cosa, ma non fa parte del Caffè Napoli questa. Veramente non ce l'abbiamo proprio nel DNA, però quello che possiamo consigliare a Osi è sicuramente questo, nello sbracciarsi quando poi si alza per protestare con l'arbitro. Lo abbiamo visto anche nell'ultimissima partita contro il Bologna, c'è un contatto minimo e lì Osimhen comunque si lamenta e chiede il rigore, così deve ascoltare i compagni più esperti e capire che anche Mertens l'ha detto in un'intervista, è tutto nelle sue mani. Vedi, è proprio così, e potrà secondo me essere una di quelle svolte, perché il ragazzo dobbiamo vederlo un anno in continuità. Il primo anno sfortunato, secondo anno ancora sfortunato, adesso speriamo di averlo un pochino più con più continuità in attacco e vediamo le sue reali potenzialità. Ci ha fatto vedere delle cose buone, più che buone. Oggi l'amico di Caffè Napoli, come si chiama? Salvatore? Sì. Ha detto che gli stanno facendo una nuova maschera più leggera. Sì, l'ho letta. Potrebbe dargli una mano questa nelle partite future. Speriamo. Le sue richieste, sicuramente. Luca, io ti ringrazio tantissimo. Anche a te. Un saluto e buon Caffè Napoli a tutti. A tutti. Grazie mille all'amico ciao. Luca Leardi, da sempre amico del Caffè Napoli e mio personale, se mi permettete. Passate il numero di Osi, no, ad Osi il numero di Rebic. E che urlo che ha menato, mamma mia. Ma io insisto, a me qua è passata la narrativa, ragazzi, è passata la narrativa che Calabria è un signore, ma quello il fallo non c'era, e io mi faccio aiutare in questa cosa da due amici. C'è Stefano. Ciao Vale. Ciao a tutti. No, vabbè, allora me ne vado io. No, Stefano, prima di andare un intervento, una domanda, un saluto, quello che vuoi. No, Vale, sto scrivendo da un po' di tempo in chat che laddove dovesse arrivare Bezos, sì, il nostro modo di tifare cambierebbe, e a me non piace questa cosa. Tu dici che diventiamo la Red Bull, cioè sotto quel punto di vista? No, diventiamo come l'importante è vitale vincere, non si deve pensare ad altro. A me questa cosa non... l'unica cosa che conta è vincere. La capisco la tua preoccupazione, Guido. Non penso che abbiamo questo problema.
Allora, intanto buonasera alle amiche belline, buonasera agli amici bondini e buonasera a tutti i candidati alla presidenza della Repubblica Italiana. A tutti i Bezos. Sono molto dispiaciuto che io me ne ero cavato male, evidentemente, con una battuta, una delle mie più fiacche della mia vita di uomo. Ma ti rendi conto che danni fa il giornalismo, Valerio? Sì. Tu hai la sfortuna di farti delle lunghe chiacchierate con me, tra l'altro bellissimo Leonardo, ma anche Mario quando disse mi è cambiato il modo di guardare il calcio. Cioè, sono quanti giorni che non si parla di altro del nulla. Tra l'altro vi vorrei far notare solo una cosa, poi non mi chiedete nulla di questa faccenda perché è come in matematica, no? 1 diviso 0 è infinito. Cioè, quell'articolo diceva che poi, siccome De Lorenzo si tiene a festeggiare i 100 anni della società, la vendita avverrà, no, dovremmo parlare nel 2026. Cioè, sei talmente ignorante da non ricordarti che comunque entro il 2024, campionato 20, devi cedere una delle due squadre, ma vi rendete conto? E noi stiamo parlando, almeno dicevi, Bezos sta venendo a Napoli, se vuoi sparare la bufala, e sta comprando Napoli, il CIS di Nola, il Grottaglie e anche la pallavolo Sisley che è fallita, che era la più forte in Italia. No, c'è la data del 2026 perché De Laurentiis ci tiene a fare il centenario quando dovrebbe averlo comunque già venduto il Napoli. Oppure dovevi scrivere nel frattempo De Laurentiis ha venduto il Bari? E allora li vende tutte e due? Vi rendete conto anche come è scritta quella notizia che non ha fondamento? Cioè nella bufala parliamo d'altro. Sì, perché poi a margine non vale più nemmeno il discorso della serie, in quale serie ti trovi, serie A, serie B. Questa è la notizia vera. Si deve liberare di una delle due squadre e deve trovare il modo di farlo. Ma 2 anni prima il centenario, quindi non ci troviamo nemmeno con le date. Però si parla d'altro quando io me la caverei con una battuta e basta. Poi se avverrà, avverrà. Invece la notizia è vera e ci deve far riflettere, però non ne parla nessun tifoso, che è uno dei tanti siti economici sportivi ha votato lo Stadio San Paolo come uno dei 15 peggiori stadi in Europa, e questo è vero. È vero. Non è Bezos. Incrociando i dati di 3 fonti, ed è il terzultimo in Italia, nonostante la ristrutturazione, nonostante i 25 milioni spesi dalla regione di Campania. E questo ci deve far riflettere, che noi giochiamo in uno stadio che non è più sotto, diciamo, perenne richiesta di autorizzazione, agibilità. L'altra notizia, ed è vera, che da quando è stata firmata la convenzione il Calcio Napoli non ha versato un euro d'affitto, ha accumulato 3.409.000 euro di debito col comune, e questa è una notizia vera. Quindi tra l'altro oggi questa vendita, se fosse oggi, non si potrebbe formalizzare perché ci sarebbe comunque questa situazione pendente, una situazione seria. Sì, ma bisogna avere proprio anche da un punto di vista burocratico, non è che dici vengo io, ti pago, che amico, non è così. No, non è che, cioè, è ovvio che il comune poi li prende questi soldi. Allora, queste sono 2 notizie vere, fortemente negative, dove non ci fai una bella figura, e una di queste 2 notizie è perenne, perché non è che domani migliorerà lo stadio, dopodomani migliorerà. Né ci stanno adesso progetti per risolvere delle questioni ataviche. Io vi scrissi quell'articolo poi, dicendo, ragazzi, le soluzioni sono 2: o si continua così o si prende una decisione, o stadio nuovo o si abbatte o si rifà lì. Tutto il resto è propaganda, è Bezos. Allora, questo
Però purtroppo i tifosi si fanno infinocchiare da quello che piace di più. Sposo totalmente la battuta Mara, a questo punto la penso come il nostro amico. A questo punto non saremmo più tifosi del Napoli, ci saremmo totalmente venduti l'anima al diavolo, al DNA, e diventiamo che l'unica cosa che conta è quella. Tra l'altro la magia, è ovvio che adesso, essendo il calcio esercizio del potere, un esercizio finanziario fortemente indebitato, non hai nessuna possibilità di vincere, però in quel caso diventa anche meno magico. Senza noi delle vittorie, se dovesse avvenire questa, te la ricorderesti a vita. Quando incominciano a arrivare, io ho provato a fare, no? tanto tifo dei Juventini, adesso mi criticherà una persona, però negli ultimi 9 anni loro hanno vinto, gli chiedi la formazione della terzultimo scudetto e non se lo ricordano. Non siamo veri tifosi. Allora, ma loro si definiscono tifosi autolocati. Sì. E comunque chiudiamola qui, parliamo d'altro. È la mia proposta. Allora, voglio dare, lascio questo in sottofondo perché poi gli rispondo io. Voglio da Stefano, se hai una domanda per Guido, una qualsiasi cosa o una considerazione. No, io solo sul fatto dello stadio, non so se ricordo male, ma questo fatto delle tasse da pagare, dell'affitto, cos'è? Lui già da tempo dice che non le paga perché per colpa del comune che non fa i lavori prende un mucchio di verbali, quindi è in contrasto per questo motivo qua, ecco perché non paga l'affitto, però è quello che ricordo io. Lui ha trovato sempre una soluzione. No, scusa. La convenzione si firmò perché lui versò una tranche proprio per le regole della burocrazia delle pubbliche amministrazioni. Non puoi firmare, grazie per la domanda, una domanda importante, così facciamo invece informazione vera, vale? Se tu hai una situazione di dipendenza negativa, ovviamente questa convenzione non sarebbe stata mai firmata perché immediatamente sarebbe stata oggetto di rigetto, di controversia, perché poi comunque va alla Corte dei Conti, ma lo stesso il ciclo comunale poi avrebbe chiesto, cioè il Consiglio Comunale avrebbe chiesto poi al sindaco, agli assessori, come vi siete permessi. De Laurentiis versò, io poi non so se ha versato poi tutto il debito pregresso. Quello che è uscito fuori, e anche questo non ci troviamo con i conti perché la convenzione è stata firmata prima dell'avvento del Covid. De Laurentiis aveva sempre accampato il fatto che in un momento di emergenza, il decreto Pisano eccetera, lui fece degli lavori di interventi straordinari, tornelli eccetera, ha detto io vi devo questo e sono in credito, però nel corso degli anni poi questo credito era diventato inferiore al debito col comune. Comunque, detto fatto, il punto è che al presidente lo stadio, non San Paolo, lui ha sempre detto la scusa chiamandolo un cesso, cioè non gli piace. Se si potesse giocare in uno stadio da 10 posti e venduto in stream, come si chiama? Sarebbe l'uomo più felice del mondo. Cioè, questa al punto di Caserta giocherebbe volentieri lui. Perché fateci caso anche tu non puoi reggere il gioco, poi prenderanno solo questa parte. Gli ho sempre detto, prenditore onesto, sì, bravo, sì, preparato, sì, però c'è certe cose che lui proprio non scendono, non gli piacciono. Perché ha una sua idea imprenditoriale che lui dopo 10 anni, non parlo adesso, parlo 8 anni fa e poi ne sono passati altri, dopo aver fatto il giro del mondo in 80 giorni, essere tornato in provincia, aver rifatto il giro del mondo in 80 giorni, essere tornato in provincia, ha fatto il giro del mondo in 80 giorni all'infinito, dice no vabbè ma non ho più quei terreni perché c'è la corrosione salina e quindi non conviene fare la sconnizzeria lì. No, stupidaggine Valerio, perché o siamo ricoglioniti tu e io o Napoli affaccia sul mare, come tra l'altro moltissime città di una penisola che dalla Liguria tornando su a Trieste dall'altra parte è mare. Castelvolturno è a 1 metro dal mare, il centro sportivo, no, non è 1 metro, però sono pochissimi metri. Allora se mi devi dire non lo faccio perché
non lo voglio fare, io dico non ti posso chiedere nulla, non lo vuoi fare, basta. Ma non puoi dopo 10 anni che ti sei andato a girare tutte De Laurentiis, quanto è moderno, andate a vedere il centro sportivo dell'Ajax, andate a vedere il centro sportivo del Manchester City, andate a vedere il centro sportivo, sta girando lì, ha comprato, vi ricordate quanto ha comprato 8 ettari, fare 12 campi, poi diventavano 9, poi 7, poi 3, quanti campi abbiamo visto? E lì non c'entra niente, amici miei, il comune, le tasse, le multe, non le multe. Adesso, e chiudo, questa voce non c'è più, perché il San Paolo con i lavori della regione è stato messo totalmente a norma, tant'è vero che non è mai più sub iudice, partita con partita che ha l'autorizzazione a breve. Almeno quest'onta non l'abbiamo più, perché è stato rifatto, è inutile che diciamo proprio l'impianto idraulico antincendio, proprio l'impermealizzazione delle gradinate che non era previsto, le sedute, ha perso 10.000 posti il San Paolo per le sedute più larghe, con le sedie più è stato rifatto l'impianto di illuminazione. Quando c'è stata la festa per il ricordo di Maradona, avete visto che giochi di luce spettacolari, la tribuna stampa, quindi non diciamo stupidaggine, è che comunque è un impianto vecchio con la pista d'atletica che non ha nessun servizio, nessuno, zero, neanche un bar, e non lo puoi mettere perché ve l'ho già raccontato. Guido, però io una volta mi sono trovato ad andare allo stadio 2 domeniche consecutive, i bagni la prima domenica erano appena fatti, impeccabili, la domenica dopo non esistevano i bagni. E queste ci sono due problematiche: degli incivili che frequentano questo stadio e poi della diatriba e altre cose, perché il comune dice no, aspetta a te dopo la partita, no, c'è la ditta, che poi non vengono puliti, non vengono riparati e è un'altra onta. Ma ripeto, siccome voi non potete immaginare quanto io sia innamorato della mia città e del San Paolo, perché ve l'ho già raccontato, papà l'ha visto costruire proprio dalle fondamenta, vide la prima partita, proprio c'erano 59.000 persone, 60.000 persone là, quindi non c'era tutto il mondo, tra quelle 60.000 persone c'era mio papà. Quindi se io voglio fare lo snob come fa un professore di mio fratello che dice che parla solo con i tifosi che fecero l'abbonamento quando è andato in Serie C, non parla più con altri tifosi napoletani, allora io potrei dire, io quelli che criticano il San Paolo parlo solo con chi è andato alla partita inaugurale io sono andato fin da piccolino, la mia prima partita è stata Napoli-Juventus, ovviamente, perché il papà è l'iniziazione, se tu hai visto Napoli-Juventus, la prima partita di tuo figlio deve essere Napoli-Juventus, e non perdemmo, nonostante il Napoli era molto più debole della Juventus, però è vecchio ed è gestito male, ed è la verità. Allora un tifoso dell'Ajax, un tifoso del Benevento, qualunque ti sovviene, tutto questo romanticismo che posso avere io, perché ogni volta che ci vado mi emoziono, pur non avendoci scritto un articolo nudo e crudo, la verità, non ce l'ha. È semplicemente un'opera in cemento armato del 1959, punto. Sì, ci ha giocato Maradona, non se ne frega niente, non si può comprare. Io quante volte ho visto le partite di calcio internazionale e ogni volta ve l'ho raccontato, grandissimo senso di comunione, ma poi mangiamo, e ho detto no, guardi, non c'è nulla, come non ci sono i bar ristoranti, no, conviene qua fuori mangiarsi qualcosa, perché poi l'ura aspettare 1, 2, 3, e ogni volta devi fare la guida a questi stranieri. In particolare c'è stato un periodo che vedevo le partite sempre con gli spagnoli, perché facevano l'Erasmus, e ogni volta vergognando, perché tra l'altro lo stadio non è mio, io sono un libero cittadino, non faccio non faccio parte della società, non so perché carismaticamente andate a chiedere a quello, e quindi tu no, non si può mangiare. Sì, passava prima Di Maio, Borghetti, e cioè poi è diventato presidente, vicepresidente del Consiglio, però a parte il ricordo storico che possiamo dire che nel San Paolo chi vendeva le bibite poi diventa vicepresidente del Consiglio, ci fa poco uno straniero, cioè il straniero vuole il bagno pulito, parecchi, in modo tale che lo sta 8 ore, vuole i bar, vuole vedere il museo, vuole arrivare un minuto prima e sedersi in suo posto, non fare a botte col camorrista che qua ci sono io lì,
vuole stare un po' di più, stare un po' di meno, cioè tu pensa a uno straniero che deve entrare, quante volte, dobbiamo dire la verità adesso Valerio, le persone, perché poi un tifoso del Napoli vede solo i fatti suoi, ma quante volte abbiamo visto i tifosi delle squadre ospite per questioni di sicurezza della polizia entrare 10, 15, 20, 25 minuti dopo l'inizio della partita? E vi sembra giusto, e vi sembra civile, e vi sembra anche corretto da un punto di vista economico? Perché poi dovrebbero andare e dire ok, il biglietto l'ho pagato 40 euro, 40 diviso 90 per 60, 60 minuti mi devi ridare questi soldi. Certo. Oppure che, ma anche noi quando andiamo negli stadi delle altre squadre, che io devo stare sequestrato mezz'ora, un'ora, che ci deve essere quella voce vergognosa, si avvisi i tifosi ospiti aspettare, ma allora facciamo un salto di qualità. La verità intanto che abbiamo avuto questa onta, la verità è che De Laurentiis non vuole investire nello stadio, no? A parte quel decreto perché doveva far partire la squadra, se fosse per lui ha ridotto sempre di 20.000, 10.000, 10.000 con 5.000 inviti inviti da parte di chi? Suoi, quelli meritevoli su quali basi? No? Allora, se sono meritevoli, fai una borsa di studio con le scuole, 1.000 euro al meritevole con l'abbonamento incluso, visto che ami questa edizione meritevole. Non voglio essere polemico, perché è arrivato il momento, non Bezos, di dire cosa vogliamo fare da grandi, e però ce lo stiamo dicendo, sono passati 18 anni, scudetto, a me questa notizia che stiamo uno dei 15 peggiori stati d'Europa mi fa vergognare, se è bruttino. Fammi ringraziare Stefano per essere intervenuto, ti abbraccio amico mio. Grazie Vale, ciao Guido. Ci aggiorniamo. Ciao Stefano, è stato un piacere. Anche mio, soprattutto mio. Spero di averti, diciamo, risposto. Tu sei un incantatore. Diciamo, no, figurati, che pretendiamo, noi non pretendiamo gli scudetti, Valerio, almeno noi tifosi seri. No, noi vogliamo vogliamo parlare di calcio, appunto, non ce ne frega no, di però credo, questa cosa ci disturba parecchio. Grazie anche mille. Perché poi c'hai determinati personaggi televisivi che ti attaccano, no? E quindi c'è un motivo in più per essere attaccato. No, noi sul nostro gruppo Instagram lo diciamo, il nostro giornalista è Valerio, ormai la fonte è lui. Punto. Ma uno se lo costruisce non sparando cretinate nel corso del tempo. Un abbraccio Stefano, un abbraccio. Buonanotte, grazie. Allora Guido, nel frattempo ringrazio Non Sono un Mod che con una donazione, penso di aver capito di chi si tratta, che mi diceva che forse riuscirà ad avere una maglietta di Osi firmata o di Fabian Ruiz. Aspettiamo notizie in merito, perché poi sono le cose belle del calcio, anche avere, capito, un contatto. Io penso, non so se ti girai quel video di quella bambina che riceve un saluto. Me l'hai girato subito, mi sono commosso. E lo spiego se lo ricorderà per tutta la vita. Per tutta la vita. E se non sbaglio vado a braccio, ma se non sbaglio è del Tottenham, insomma è comunque del Tottenham. È Premier League, ci sono i giocatori che si stanno scaldando, la bambina che cerca di attirare l'attenzione, uno di loro si gira, la saluta, la bambina si gira verso la madre, hai visto, mi ha salutato, e viene quasi da piangere. Quelle poi sono i momenti, ti dici, ma voi ti fate solo per vincere? No, noi tifiamo per questi momenti. Comunque, e c'è per i momenti degli altri. Sì, no, ma infatti c'è una questione proprio tecnica, che tra l'altro fu tecnica economica negli anni 90. Oggi nel 2022, e tra l'altro con le televisioni 8K, io per esempio ho visto delle finali Champions League, addirittura un classico ospite di un mio amico spagnolo che è un onologo, proiettato in 3D con la moviola tridimensionale. Parliamo classico per quelle due persone probabilmente che non lo sanno, è chiaramente la sfida Real Madrid-Barcellona, Real Madrid. Io tra le mie amicizie ho questa persona, Ugo si chiama, che è di una
educazione, è tifoso del Real Madrid nel Barcellona, ed è un'esperienza proprio bellissima, perché vedere proprio in 3D, come un film in 3D degli Avenger. Quindi il paragone col passato non c'è, perché tu adesso l'esperienza televisiva da un punto di vista del dettaglio delle immagini, è, come direbbe Valerio, pazzesca, non un martedì pazzesca. Da un punto di vista, per quanto mi riguarda, della comprensione invece del gioco, per quanto mi riguarda da tecnico, continuo a ritenere l'esperienza allo stadio superiore, però mi devo scegliere determinati settori, cioè capisci meglio come giocano le squadre e soprattutto lo stato di forma di certi giocatori. Da un punto di vista poi del coinvolgimento emotivo, quindi non del dettaglio, della precisione, dello spettacolarità, dove ormai purtroppo dobbiamo dire la TV, un TV normale HD, manco 4K, 8K, già è superiore. E lo stadio però non può essere lo stadio con la pista d'atletica, non puoi stare a 25, 30, 40 metri da... E infatti, guarda Valentina come dice, è vero, il San Paolo Maradona è pieno di storia, ma a me da tifosa piacerebbe avere una visuale simil Premier dove restituisci il pallone sul fallo laterale. Allora, quella cosa con quella bambina, e noi la citiamo perché siamo un canale non può avvenire, non la puoi fare in uno stadio. Perché? Non perché Mertens, tranne in determinati momenti che riesce a... non è cattivo, che non ti sente e non ti vede, e anche se ti vede lo vedi piccolo, perché ricordatevi che le corsie sono 8 più una aggiuntive e sono almeno larghe 1,5 metri. Fate 1,5 metri per 9 corsie, però poi c'è anche dello spazio tra la corsia e il campo, tra la corsia, come si chiama. Stiamo parlando di più di 20 metri solo dal fallo laterale, che però nel San Paolo, essendo una forma ellittica traslata, perché così là, il lato della tribuna è molto più distante e più largo, perché ci sono le corsie dei salti, eccetera. Nella pista d'atletica, avendo la forma curva, la curva non è distante, è lontanissima, stiamo parlando di più di 40 metri. Gli amici Bellini non sanno che io ho fatto atletica lì, quindi io non so bene di cosa stai parlando di però distanze. Ci fu una proposta interessante, a parte questa ristrutturazione infinita, dove tra l'altro c'era una società dei fratelli Cannavaro e Ciro Ferrara dello stadio del Vomano in Collana, che ha la pista d'atletica, ma anche dello stadio a Bagnoli o della collina lì vicino di Posillipo, per dire tutte quelle società, perché comunque ci sono, non esiste solo il calcio, che fanno atletica. Se chi propose, vabbè, lo distruggiamo, lo rifacciamo, lo facciamo come l'Allianz Aliena, eccetera, eccetera. E detto, però non possiamo non considerare queste società che giustamente, o le scuole che portano a fare l'atletica. Detto, il problema è che tu non hai ristrutturato il Collana e non hai ristrutturato nemmeno quelle strutture. Il problema del San Paolo, Valerio, io ve l'ho detto, è più serio, perché se tu lo buttassi totalmente a terra, il Napoli per 3 anni, 2 anni e mezzo, 3, dovrebbe andare a giocare in un'altra città, con tutto quello che ne comporta in perdite di punti, perché significherebbe, oltre a trasferte, andare in territori dove tu, il calore della gente, anche se adesso è più vuoto, certo. E questo lo devi fare, 3 anni di purgatorio te li devi fare. Ecco perché io dissi, sarei stato contento se in questi anni, pur non vincendo lo scudetto, ma con le squadre top, le prime 7 che sono state vendute e rivendute in più proprietà, De Laurentiis faceva questo investimento, perché tanto tu ti collocavi, tu negli anni lo stesso non siamo andati in Champions, e oggi tu ti trovavi all'avanguardia con uno stadio come quello del Tottenham, come l'Emirates Stadium, come St. Mamés, eccetera. Ma se tu domani, cosa impossibile perché c'è tutta una serie di burocrazie, però diciamo domani formalizzi la vendita al comune e c'è già un progetto pronto, devi aspettare maggio per incominciare ad abbatterlo, ma nel frattempo che fai? Abbatti il settore, e il San Paolo, essendo una forma ellittica, è anche un po' difficile abbatterlo per settori, perché tu potresti fare una cosa: abbatto dalla tribuna, dalla curva A ai distinti, poi che cosa devo fare? Anche lì verrebbe la cosa che lo ricostruisco lì vicino o
nel frattempo traslo il campo vicino la tribuna. Vedi come devi parlare di cose, costruisci metà stadio, poi quando hai costruito il metà stadio abbatti l'altra parte del metà stadio, come stanno facendo a Bergamo. A Bergamo hanno abbattuto una curva, poi quello che noi chiamiamo distinti, e finito il campionato abbatteranno l'altra curva. Quello che hanno fatto a Udine hanno mantenuto una tribuna, hanno abbattuto tutto attorno e hanno avvicinato il campo, che c'era la pista d'acqua, alla tribuna esistente. Si sono fatti 1 anno e passa solo con la tribuna, quella che oggi si chiama tribuna Posillipo a Napoli, e hanno cominciato a costruire la prima curva, in distinte cose, e poi hanno riunito lo stadio. Questa è una soluzione, però l'Udinese non è una squadra di vertice e comunque ne ha patito, perché anche se era uno stadio scomodo, andatevi a vedere le classifiche di quegli anni, l'Udinese quante poche partite perdeva in casa e quanto è incominciato a perdere di più. Quando ti abitui a perdere molto in casa, adesso anche se c'è uno stadio più vicino, più raccolto, più funzionale, perde molte più partite in casa, e io sono fissato per la statistica di quanto non ne perdeva prima con uno stadio scomodissimo. Quindi occhio che poi quelle cose le perdi in termini di punti. Quindi abbattere uno stadio e farsi 3 anni e mezzo di purgatorio con uno stadio a metà che stai ricostruendo significa sapere che tu stai cedendo una serie. Andarsene in un'altra città uguale, questa cosa andava fatta prima, Valerio. A meno che tu non hai, e chiudo, talmente tanti soldi, cosa impensabile, che tu dici io costruisco uno stadio, il famoso stadio a Ponticelli, nel mentre lo costruisco lo continuo a giocare al San Paolo e poi me ne vado a Ponticelli. Ma la domanda è quella stessa cosa che poi nessuno ha chiesto per l'Olimpico di Roma, vedi le cretinate, il fatto della Roma, eccetera. Ok, la Roma si costruisce il suo stadio, la Lazio si costruisce il suo stadio, e l'Olimpico che fine fa? Chi lo paga? Chi lo gestisce? Una volta che l'Olimpico non viene più utilizzato per il calcio, ma per 10 partite di rugby in 2 anni, come ammortizzi, essendo un bene comune uno stadio del genere? Infatti in Inghilterra che fanno? Intanto le società comprano con i loro soldi terreni privati e non la schifezza che è stata fatta a Torino. Gli stadi vengono abbattuti o ricostruiti su quel suolo, oppure quel suolo viene ridestinato ad abitazioni. È successo all'Arsenal, è successo a Tottenham, è successo anche con lo stadio storico, il Vicente Calderón dell'Atletico Madrid in Spagna, perché giustamente poi diventa uno stadio vuoto, vecchio, comunale, che diventa un cespite fortemente in perdita per il comune, che non ha manco l'introito della partita domenicale quindi l'argomento stadio, un argomento. Io vedo invece parliamo di Bezos. Buonasera, sono Bezos. Ah, sei proprio tu? Onomastico. Ciao Guido. Al buio. Un Bezos al buio. Un Bezos a tutti. E nel frattempo approfitto per fare gli auguri a Marietto. Ieri è stato il sonomastico. Io avevo avuto l'intuizione, ma poi mi sono perso. Ringrazio Levitan prima che scompaia. Scusate il ritardo, buonasera e tanti Bezos. Oramai è diventato un meme. Facciamo gli auguri a Marietto perché tu avevi postato Marius il cane. Sono un cretino. Benvenuto, non sono un mod, questa presenza scura che ci... Sono una presenza oscura. Nel frattempo, Guido, ti ricordi che qualcuno si chiedeva quando c'è stato l'esordio sul canale? Pietro si è dato da fare, ha scoperto almeno di errori. Non sono andato a vederlo. Buonasera a tutti. Perché io, se potessi mettere il non mi piace al video, però quando ci sto io lo mette figurarmi, se vado a vedere quando mi sembra anche quello un atto di vanità. Buonasera, dottor Versatile. Versatile, sì, quanti positivi ci stanno? Ha avuto un aggiornamento positivi, negativi? 9.
9 positivi nella Salernitana. Io credo che prima, infatti, ho mandato il messaggio, credo che non si dovrebbe giocare. Credo a oggi, poi magari qualcuno si negativizza e riusciamo a giocare questo derby. Guido, con 9 entreremo nella percentuale, no? No, con 9 loro possono fare la richiesta e con il nuovo protocollo ti fermano. Possono diventare di meno, possono diventare di più, possono rimanere 9. Sapete, io su questa posizione vedete quanto mi sono espresso bene all'inizio, quindi oggi non devo rincorrere, scusarmi, contraddire o stracciare tesserini. Trovo tutto anche molto poco. Io parlai di certezza del diritto e certezza sportiva, tutto poco, perché tu non puoi di settimana in settimana avere situazioni diverse, no? Allora, c'è un pochino di ritardo. Vediamo quello che è sicuramente colpa mia. Un bacio, Fabio. Entro io dopo, fai finire a Guido. Se vuoi esco. No, va benissimo, Guido. Io sapevo di doverlo fare a scaglioni perché ho detto una parola, niente, scaglioni si può dire, perché evidentemente il mio computer che sta soffrendo. Recupera quello che stavi. Tornando alla tua domanda, ma tornando serio, chiaramente mi dispiace, sapete come la penso su questa situazione sanitaria, e vi dico sempre siate prudenti. Siamo stati troppo prudenti, la mia connessione, Valerio cade. Diciamo, io vi dissi, non vorrei che poi ogni settimana dobbiamo fare la conta, ma tu quanti ne hai? Senti, è proprio così. Sì, perché è cambiato il protocollo, no? Però, visto che io stimo oltremodo le amiche belline e gli amici bellini, guidizziatevi, no? Non è cambiata la situazione e non è cambiata la ragione per cui noi giochiamo queste partite e come le giochiamo. Non ci facciamo infinocchiare, quindi non c'è nessuna bolla, non abbiamo 2 vaccini. Pensa un po' la cosa di quello che si prende il treno da solo, gioca, fatto pure una gran partita, ma è calcio questo. Tra l'altro Spalletti stava in piedi perché comunque dovevano accompagnare Zelinski perché perdeva l'Intercity, ma è calcio questo? No, fammi capire, quello doveva veramente prendersi. No, allora, troppo bello. Allora, per dire, Valerio, il punto è che tu hai cambiato la cosa, però c'è sempre queste società indebitatissime che si sono già venduti i soldi delle partite che non hanno giocato, sempre quello è il problema, no? Sì. Allora, io dico una cosa, Stellina, invece ti do uno scoop, sperando che non sia a porte chiuse, ma almeno a 5.000, io sicuramente sarò all'ultima partita di quest'anno se non sono morto, perché sicuramente, e con mio fratello che non è tifoso, perché tutti i momenti storici della vita del Napoli li devo vivere con lui, perché sicuramente sarò ad applaudire in piedi l'addio di Dries Mertens. Non esiste che io non possa dare, non ci sarà il giro di campo, non ci sarà la partita, ma io sono stato ad applaudire quella di Higuain, pur sapendo che andava via, aveva avuto la voce della Juve, non ci volevo credere, quindi spero di poterci andare anche prima ci andavo spesso, sì, adesso da quando c'è la pandemia non ci stiamo andando più e pesa parecchio per risponderti. Però invece di dare messaggi tristi, negativi, te l'ho detto io, sicuramente nulla toglie prima, ma quella partita io vi anticipo, ci devo stare per forza, sperando che non sia porte chiuse, perché non è possibile che io non possa avere il ricordo che sono andato a salutare Dries. Ho già detto quindi come andrà a finire la questione. Esatto, a questo punto analizziamola, perché oggi l'intervista ha avuto la risonanza che doveva avere. Tu credi che non ci sia margine? Con l'intervista di oggi no, quel 10% si è ridotto a 0. Ho fatto troppi collegamenti logici.
Giordano, a parte che è molto amico della società, è un giornalista troppo signore per dirti certe cose, troppo signore, troppo garbato e credo anche troppo innamorato di un'idea di calcio e di giornalismo che non esiste più. Sia chiaro, ma sia qualcuno legge le righe, non è né ironia né insultare, ma chapeau rispetto al collega molto più bravo e più esperto. Sottolineato, risottolineato, eccetera. Mai sia. Nel senso, mi spiego, non è un'intervista concordata, non è un messaggio, non è contro Insigne, come si chiama. Lui ha usato anche delle parole molto chiare, ha detto a un certo punto l'intervista è fatta da solo, ha usato delle parole proprio dal punto di vista umano, anche quello che noi percepiamo da anni, no? Che non c'è mai ruffianaggine da parte di questo ragazzo, non fa il piacione, però è proprio evidente quello che è stato deciso, perché io ve lo dissi, chi comanda è Chiavelli. Quindi ormai non è manco qui una questione di soldi, di ribasso, infatti credo non ci creda manco lui, perché Giordano ha detto proprio ormai lui è disposto a tutto tranne che non lo vuoi proprio umiliare, ma io credo che semplicemente non si eserciterà la clausola, cioè non si arriverà a dire guarda ti do la metà, perché poi quello dice sì, o ti do solo 2 milioni più bonus facilmente raggiungibili. La clausola, ragazzi, è unilaterale, come sempre come per Benitez. Spieghiamo questa cosa, che lui dice sì, questo è il passaggio, che lui praticamente ha già detto sì con questa intervista e tu la leggi quasi come un saluto, già ci stiamo salutando, io ho messo la mia disponibilità. Sì, io sarò al San Paolo quel giorno, poi ci fa il regalo, non è legato, non vi fate infinocchiare al fatto che se ci andiamo in Champions abbiamo dei soldi in più, cioè, non c'è nessuna ragione tecnica, sportiva, umana, lungimirante, professionale, cosa per cui non solo voi non dovete sapere una retroscena, adesso ve lo racconto, manco a farla apposta, Valerio lo sa, sembra quasi un pavoneggiarsi. Quindi prima dell'articolo, dell'ottima intervista di Giordano, nei saluti personali con Valerio ho detto guarda, Mertens dovrebbe avere un contratto già firmato, chiaramente con la riduzione, ma a fianco già in bianco il contratto come già oggi, nel senso questo è il contratto firmato, 2 milioni più bonus invece di 5, invece di 4 per la prossima stagione. Eventualmente ti deve valere pure l'opzione se integro ce la fisicamente, se vuole fare un altro anno, perché poi Mertens è un uomo talmente intelligente che sa che dice non sono il titolare inamovibile, cioè, quindi si amministra, ma già il contratto per dire vedi la tua carriera è già proseguita, quindi quelli che prenderai meno poi negli anni, mi ricordo perché c'è il contratto tempo indeterminato come dirigente e piano piano imparerai la carriera di dirigente già a fianco, non quando scade il contratto dell'anno prossimo il +1 facciamo, no, questo è quello che dovrebbe fare una società, perché hai una risorsa umana e ve la spiego bene, tu puoi fare il tuo lavoro benissimo, timbri il cartellino, te ne vai a casa, nessuno ti può dire nulla, non saluti nessuno, sei perfetto, professionale, efficiente, poi sei quello che si ferma 5 minuti in più, è arrivato Valerio il nuovo, guarda così, gli insegni qualche trucco nel mestiere, lo vedi in difficoltà, lo fai sentire, perché tutti abbiamo paura di sbagliare quando iniziamo un nuovo lavoro, no? E lo porti a cena, è successo una cazziata col capo e intervieni, lo proteggi durante la settimana e quel Valerio nuovo arrivato ti produce di più. Non sta scritto nel tuo contratto, nessuno te lo chiede, però mi fai lavorare meglio le risorse umane che un'azienda. Questa quanto vale? Tanto vale economicamente una risorsa del genere quando tu ce l'hai in società e tu non te la tieni stretta, certo che te la tieni stretta. Poi lui è molto fresco, è vero che è più vecchietto di Insigne, però c'ha l'argento vivo addosso, è più versatile, non è un messaggio contro Insigne questo là, è più versatile nei ruoli e soprattutto non si incazza se non ti fa 5 partite da titolare consecutive, se lo sostituisci, cioè lui ormai è già mentalizzato nel ruolo, vedete quel sorriso bellissimo, splendidamente sottolineato. Io ve l'avevo detto in diretta quando ci siamo visti con voi, ho detto è la cosa che mi ha emozionato di più, se lo dice pure
Giordano, che è un giornalista di primissima fascia, è un gran signore, ha detto: io Valerio, più che quella cosa mi ha emozionato. E vedete quanto è importante quel sorriso, perché un uomo di sport come Giordano, che ne ha viste tante, sa quanto vale sia per noi umanamente, che non siamo tifosi di una squadra che vince sempre, ma per il compagno entrare con quel sorriso addosso. E ripeto, è una persona che vede e scrive di calcio da tanti anni ad alto livello, non finendo in mezzo nel tritacarne degli insulti e delle urla. E quindi, se siamo in due a sottolinearlo, io molto più modesto, lui molto più bravo, quelle cose pesano, Valerio, pesano. Se c'è stata questa cosa e c'è questo silenzio, stai sicuro? Io lo adoro, quindi non è che Guido poi ti fa il regalo, però non è successo con Maggio, Valerio, che è stato un grandissimo errore, anche perché poi tu non hai preso più nessuno come sostituto. Maggio il suo quarto d'ora ogni tanto te lo faceva, ha giocato fino all'altro ieri, mica doveva fare il titolare, ragazzo serissimo, che lo conosceva benissimo. Altra chioccia, non dico peperena, perché noi il grande casino col portiere là l'abbiamo fatto, ragazzi. In Meret c'è Peperena che si fa le partite di coppa, eccetera, che ti fa da chioccia, ti vedo bloccato, e se Meret qualche partita infortunato c'hai quel sostituto, sia come chioccia, sia perché è un uomo spogliatoio, perché se deve imparare a usare i piedi impara dal migliore al mondo e non devi spendere soldi per un portiere. Allora queste cose mi fanno pensare, ma dice Maggio, perché prima di Mertens noi abbiamo avuto Maggio, che non solo un uomo spogliatoio, vice capitano, ed era quello il sindacalista della squadra. Voi forse questo non lo sapete, cioè quello che andava a contattare col presidente. Abbiamo avuto Peperena e non ci troveremmo in questa situazione di bordello incredibile con i portieri. Quindi è stato fatto un errore tecnico con Peperena, non solo un fatto di spogliatoio, tecnico, perché tu ti prendevi il futuro con un maestro alle spalle che non si incazzava, perché se tu dici mi hai tolto il posto da titolare, si dividevano 75% Meret e il 25% le presenze, e in più, visto che quella è la sua debolezza, imparava. No? E non dovevi spendere manco quei 3 milioni e mezzo che hai speso, non che sia stata una grande cifra, però sicuramente. River Johnny ti chiede, e questa è una domanda che si integra con quella di Luca dopo, posso fare una domanda a Guido? Qual è il vero motivo, cioè quello recondito, per cui ADL non vuole rinnovare Mertens? Perché non ho capito quale sia il problema. E Luca ti dice, da imprenditore, secondo te ADL non dovrebbe saperle queste cose, che Mertens non dà? Sì, però De Laurentiis è freddo su certe cose, lui deve azzerare con tutta quella figliata lì, con Sarri si deve fare anno zero, non ha avuto il coraggio di dire che ha totalmente sbagliato tutto con Ancelotti, ha sbagliato non a prenderlo, se lo prendi gli devi dare un progetto e non come Benitez, come è successo dopo 6 mesi, quello dice guarda che non si fa sul serio così, di 3 anni come voleva farlo lui a non difenderlo. A questo punto, se non vuoi fare quel tipo di progetto, non lo devi prendere uno come Ancelotti, perché poi diventa un boomerang, ed è stato un boomerang che paghiamo tantissimo da tanti punti di vista. Non è una questione di soldi, perché Mertens l'ha detto più volte in varie dichiarazioni, in italiano, in Belgio, con la sua nazionale, adesso ve l'ha messo nero su bianco, e quindi è come per dire, non è, lui ha proprio detto che sono questi dollari e dollari, cioè per me vivere a Napoli mi compensa, l'ha proprio detto, quindi fuori dagli alibi, no? E attenzione, quello della puntata di stasera di Valerio, parlo a nome mio, ma Valerio mi correggerà se non è anche lui d'accordo con me, nessun messaggio contro Insigne, anche perché hanno età diverse. Esatto. Driss parla francese, inglese, belga, napoletano, italiano, e non so se parla, comunque 4 lingue le parla perfettamente, cioè è già un cittadino del mondo che però ha trovato la sua dimensione qui. Driss è uno che ha detto che non sa, io invidio le persone che hanno i figli, io non sono pronto, Kate non è pronta, però sappiamo che non possiamo rimandare, l'invidio perché i figli tolgono energie.
perché noi consideriamo tutto bello, poi il primo anno non dormi la notte, piangi, eccetera, eccetera. Aver deciso di fare un figlio è una scelta di vita, perché noi li sentiamo nostri, come se fossero nostri questi ragazzi, quei giocatori. No, quelli sono uomini che hanno mal di pancia, nel senso proprio vero, l'influenza, quando si influenza, l'amico che è stato lasciato dalla fidanzata o la fidanzata che è stata lasciata da me, sono uomini e donne. Sono nostri, devono stare sempre in forma, devono stare sempre pronti. Aver fatto un figlio, cioè nascerà a breve, no? Dire che vuole nascere a Napoli questo figlio, non vi rendete conto di che passaggio è. Insigne già li ha fatti, ha una moglie che ha un altro tipo di vita, di carriera, eccetera. Non mischiamo le due cose, nessun mercenario, nessun messaggio, anzi secondo me, a prescindere da quello dei litigi tra De Laurentiis e Insigne, per me Insigne fa benissimo andare in una città straniera, la penso come te, perché offre una possibilità ai ragazzi, se si fanno 5 anni in una città straniera, questi già parleranno perfettamente l'inglese e non a prezzo, perché hanno possibilità lavorative in futuro che vivendo a Frattamaggiore possono fare quello che vogliono, se non vogliono fare possono tradurre. Te ne fai la birra che sei figlio di Insigne, perché o giochi bene a pallone oppure ti devi trovare un lavoro. Nel senso, è ovvio che sei figlio di un miliardario, però non è che sei figlio di un imprenditore che ha 3.000 aziende. Invece, quella scelta di vita è una scelta intelligente, anche familiare, no? Che io apprezzo. Sia chiaro. Quindi, sottolineiamo questa cosa, ma conoscendoti, tu sei uno che è andato a fare un'esperienza all'estero, mi sono permesso che ero sicuro che la pensavi come me. Tris è il contrario, è dall'estero che è venuto in Italia e la moglie pure ha detto, all'inizio non la sopportavo, la moglie. Io adesso non riesco a vedermi in un posto che non sia Napoli, ha detto in una delle interviste. Disse, ha scritto nero su bianco, non vedo l'ora che mio marito si ritiri, così ci possiamo incominciare a godere, già se la godono come vogliamo la città, ma e ha completato l'intervista, abbiamo trovato il nostro paradiso. Se vi andate a leggere l'intervista integrale straniera, perché poi l'è lasciata nella sua lingua, è un percorso di vita diverso, dove a questo punto tu dici, lo so, posso andare agli Emirati o lì guadagnare 8 milioni di euro, non è che in quegli anni sei diventato povero, però a me alzarmi ogni mattina a Palazzo Sant'Anna, ospitare gli amici, come ha detto io sono amico di quello del barretto, del pizzatoio, vivere questa dimensione dana mi fa piacere. Allora, non c'è una regola, Valerio. Attenzione, l'errore che si fa, quelli che si permettono a giudicare, e concludo questo ragionamento cercando di farvi sorridere. Tanti anni fa mi fecero una cena, non so se ve l'ho già raccontato, in mio onore a fine della mia stagione, ed ero, insomma, al tavolo, mi vergognavo d'onore, c'era ero con tutti i notai quella sera, quindi la moglie di un notaio che non c'è più, altri notai, e a un certo punto 2 notai, che sono milanesi tra l'altro, chiesero l'uno all'altro qual era stato il periodo più bello della loro vita. Rispose, quando io sono andato a lavorare a Napoli, 2 milanesi. Dice, ma come? Rimase quasi male questa risposta. Proprio tu che sei preciso, metodico, abitudinario. Sì, è vero, ma io andai a Napoli, rimasi così, dopo 2 giorni capii che la cosa bella, però non c'è una regola, vedete, di Napoli, che tu non sai minimamente quello che ti aspetterà durante la giornata. Mentre a Milano sai perfettamente, vai, c'è già il picco dei giornali, la battuta solita, no? E io quegli anni ho detto, me la sono notarile, che è uno dei... Sono stati anni meravigliosi, i miei figli hanno studiato benissimo e per me ogni giorno è stato un giorno magico. Poi sono tornato perché è finita la mia a Milano e mi sembra tutto così grigio. Delle persone impazziscono a Napoli, dice caotica, è sporca, siete disordinati, non c'è una regola, Valerio, perciò non puoi colpevolizzare Insigne o glorificare Mertens o viceversa, o permetterti, nessuno si può permettere di dire traditore, cose, eccetera, eccetera. Non c'è una regola, perché dipende dal tuo carattere. Mi permetto di dire, anche se non conosco Luis, e mi auguro quando non giocherà più, perché così uno è distaccato,
Però i messaggi del presidente: ci fa il regalo a fine campionato e ci fa il regalo a fine campionato, però godiamoci queste 16 giornate. Il mio augurio gli ho portato bene l'altra volta quando gli scrissi che doveva superare Atti della Salute, raggiunga i 150. Guido, ripeti perché non si è sentito l'ultima parte della tua frase. Ho detto che gli scrissi un articolo proprio su Mertens e il mio augurio era quello che citava, che lui doveva superare i 107 gol, no, nei campionati, ne ha fatti 108 nei campionati. E adesso il mio augurio è che lui superi i 150 gol. Non è facile con le poche partite e i pochi minuti che giocherà. Proprio che è bello sapere 150 gol con la maglia del Napoli, cioè un numero proprio preciso. Sì, straordinario. Allora, mentre l'amico Pisellao voglio andare a vivere a casa di Guido, vorrei svegliarmi con queste storie ogni giorno, io devo purtroppo, mio malgrado, andare verso la fine della live perché sto avendo dei problemi di connessione incommensurabili, ma voglio ringraziare Guido per essere passato anche stavolta e ci tenevo, hai fatto benissimo in chiusura a dire questa cosa. Sì, perché non ci deve essere veleno nei confronti di Insigne, ragazzi, non ci deve essere veleno, non ci deve essere volgarità, non ha funzionato il rapporto con la società, se ne sono un po' mandati a dire, ma questi sono fatti loro, premesso, e non ci deve essere il paragone uno sì, uno no, vedi quello è stato bravo, quello è una bandiera, è sbagliato, e vi ho fatto notare proprio umanamente, perché Insigne più non grandi, però diciamo già 2 bambini preadolescenti, no? Ognuno ha diritto della sua vita e tu tifoso, non mi dico in genere, non hai nessun diritto nei confronti di questi giocatori. Puoi gioire, puoi piangere, puoi applaudire, puoi anche al massimo fischiarli se hanno giocato male, basta, poi non sono tuoi. Assolutamente sì, ringrazio ancora. Però io voglio lanciare un messaggio, Valerio, e poi ti lascio andare per i problemi. Il messaggio, infatti io invece spero che sia una situazione sanitaria migliore, dato che noi abbiamo precedenti con Sosa, questa è casa tua, il Pampa, Montervino il capitano, non è ironia, nel senso sono giocatori che hanno rappresentato molto, a cui noi vogliamo un gran bene, attenzione. L'ironia nel senso, ne abbiamo sentito cosa, e Cristian Maggio, che cosa puoi dire di Cristian Maggio? Cristian Maggio ce ne uscimmo, se io dovessi dare l'Oscar, ricordo la frase presidenziale, lo darei a Cristian Maggio. Cristian Maggio non possiamo dire nulla, uomo esemplare, calciatore esemplare, famiglia esemplare, comportamento fuori, durante, in campo esemplare. Non puoi dire manco un sopracciglio, manco il taglio di capelli che ogni tanto sbaglia, no, anche quelli li tagliava bene. Maggio solo un gran bene, come è stato trattato lì, la società si doveva imporre. E quindi, siccome i precedenti non sono uno, e parliamo di giocatori del calcio Napoli De Laurentiis, non il passato, allora io me la vado a vedere, applaudo, piango, lo saluto e avrò il ricordo che ti sono venuto a salutare, perché è il minimo che io posso fare come tifoso, giornalista, ma soprattutto essere umano. Lo confermano, che fa niente, me lo vado a vedere pure l'anno dopo, però non mi aspetto proclami, eccetera. Quindi prudenzialmente vi faccio una cosa per fatti miei del mio piccolo angolino di cuoricino. Vale anche ovviamente per Lorenzo, per Insigne. La cosa è, però stasera la puntata, visto lo scoop, l'intervista che hai fatto a giornata, attenzione, saluteremo Gulam, altro ragazzo speciale. Ci sono molte lacrime l'ultima partita quest'anno, però avremo modo di parlarne, per dire. Sicuramente. Un abbraccio a tutti i candidati pubblici, Valerio, le amiche belline, gli amici bellini e i capostazione, perché potrebbe tutto nei prossimi giorni. Guido Gentile, meraviglia assoluta. Io veramente non lo so, perché oggi sarà la neve fuori, sto avendo dei problemi incredibili, quindi consigliaci un film per stasera. Micco, ti rimando direttamente al canale YouTube di Guido Gentile, Guido Gentile piano sequenza.
trovi l'ultimo video dove ce ne sono ci sono 20 film, 16, 11, 10 più 1, insomma c'è un numero incredibile di film dove potete scegliere, tutti di livello. E se, poi te ne faccio un nome se ti capita, ma perché me lo sono visto io ieri. 2 nomi. Il primo è Manhattan, che in inglese si dovrebbe dire Manhattan, di Woody Allen, quello là proprio in bianco e nero. E il secondo, Thomas Crown Affair, che non mi ricordo com'è in italiano, ma voi lo potrete trovare sicuramente. Vi bacio fortissimo, ci vediamo presto, chissà se si gioca, avremo degli aggiornamenti domani, positivi, non positivi, di tutta Italia, unitevi, siamo attenti, sigla. Questo programma è stato offerto da niente di meno un programma, cioè proprio la sigla, fluido.net e magliette, le cose, insomma. valeriofluido.oplix.com. Comunque tu ti sei montato alla testa. Alla fine è un programma. Sì, ringrazio infinitamente il lavoro instancabile dei moderatori, gli abbonati bellini e i supporters, i collaboratori e tutti i vostri commenti, perché questa community è come una seconda famiglia. Ho visto una cosa, boh,